Andiamo, la sessione di terapia intensiva, no, terapia intensiva, la terapia di gruppo comincia. Tutti pronti? Allora, si è fermato, ve lo faccio sentire perché magari in completa confusione, proprio tutta la squadra, in completa confusione. Dispiace perché e poi probabilmente il cane. Papà, dispiace, sì, adesso ne parlo con gli amici live, siamo 2 o 3 gatti, ne dobbiamo parlare, poi ci sentiamo magari domani con calma. Allora, un salutino al papà, devo mettere, fa caldo, oggi fa caldo. Oh, i rumori incredibili, no, però devo fare bene, lasciate like un attimo. Ne parliamo bene, lasciate un attimo. Lasciate like. Ecco qua, l'importante è togliersi i calzini. Allora, andiamo. La cura Mazzari non ce la dimentichiamo, cari giornali tifosi, addirittura pensavo di vincere lo scudetto. Allora, dobbiamo essere, ragazzi, dobbiamo essere calmi. Questo è il luogo della terapia di gruppo. Quando siamo contenti insieme, quando siamo tristi insieme, quando siamo arrabbiati, quando abbiamo delle cose da dire, noi dobbiamo stare insieme senza fare caciara tra di noi, perché non è il caso. Noi siamo tutti tifosi di una maglia. Buonasera a tutti, buonasera Daniele, buonasera Vincenzo. Manca anche un centrocampista che fa davvero i gol, manca tanta roba, manca tanta roba. Oggi, allora, prima vi leggerò tutti quanti, tutti il più possibile, non mi era manco dispiaciuto il Napoli del primo tempo, onestamente. Qualcosina si era creato, la traversa clamorosa di Politano, ho visto abbastanza bene quello che di solito è la catena di sinistra, lo ha fatto con voglia Anghissà da quella parte sulla destra. Elmas ha avuto un buon impatto, peccato quel tiro che insomma il portiere è un tema assolutamente, avere un portiere che ti fa la parata decisiva subito e ti spegne tutte le tue velleità di quello che arrivava, quello parava, insomma, e ti toglieva tutte le speranze. Le attenuanti ci sono perché era anche la scelta, non lo sapremo mai, se magari senza la lombalgia Mazzarri poteva scegliere Zanoli. La scelta di Nathan Terzino, l'avevamo detto un po' tutti, sembrava una cosa logica, perché se Nathan lo ha fatto in carriera magari spinge un po' di più. Allora qui serve un'analisi profonda e onesta. Siamo sicuri che Nathan non spinge, oppure sono come Juan Jesus, sono le direttive, cioè di essere un po' a 3, spinge Di Lorenzo e siamo un po' a 3 in difesa, perché Nathan non spingeva mai. E anche il non spingere, tu puoi anche non spingere, però lì alza la testa e cercalo, c'hai la sventagliata. Una cosa c'ha Nathan che abbiamo visto, c'ha la sventagliata. Lo vogliamo fare qualche cambio di gioco, lo vogliamo fare anche un tentativo su Osimhen, un'aggressione. No, non ho visto nulla di tutto questo. E quindi Savini
Savini, ho rivisto Savini in difesa e ci lamentavamo di Olivera, ci lamentavamo, qualcuno ci lamentava di Mario Rui, ma non scherziamo proprio, giocare uno in meno, poi le marcature farfallistiche, perché voglio capire che tu in attacco non ce l'hai, però le marcature farfallistiche no, sono troppo farfallistiche e non è il primo esempio, quindi dobbiamo farcele un paio di domande a 360 gradi, ce le dobbiamo fare. Dopodiché possiamo parlare degli arbitri, possiamo parlare del secondo tempo, possiamo dire che questa squadra non regge, tutto quello che vuoi tu. Se vogliamo tornare indietro, io non voglio più tornare indietro, ma se vogliamo tornare indietro possiamo parlare della preparazione a tre, di quello che volete voi. Però adesso si fa pesante, perché la Roma ha vinto con un rigore tra l'altro scandalosissimo, inventatissimo. La Roma ha vinto e noi rischiamo brutto, rischiamo seriamente. Quindi andiamo. 1000 partite così piuttosto che la vittoria con Braga in trasferta. Caro Danilo, sono con te per quanto riguarda la prestazione con Braga in trasferta. Io sono stato il primo che ho detto vittoria orribile, mi hanno attaccato su tutti i fronti dicendo che fu una vittoria orribile e che ci prendevamo i punti, ci prendevamo la cosa, però la sensazione, però non mi dire 1000 partite così, perché io 1000 partite così non reggo, mi si chiude il canale, non viene più nessuno a vedere il Napoli se prende 3 gol a partita, perché uno con l'Atalanta e va bene, poi ne abbiamo presi 4 con Real Madrid, ne abbiamo presi 3 con l'Inter, squadre fortissime, non c'è dubbio, diamo anche i meriti agli avversari, però diventa pesante, diventano 7 gol in 2 partite subiti e noi una cosa avevamo chiesto a Mazzarri, tutti quanti che scrivevano ma la difesa sarà più attenta, tutto a posto, noi in difesa che dobbiamo no, e non li vedo tutti a posto, assolutamente. Quindi piano piano, andiamo piano piano e cerchiamo di capire, di analizzare insieme. Non è roba da titolare, mai preso il sostituto di Kim. Akiwo sicuramente sì, questo è il primo tema. Noi ci eravamo esaltati per quella grande scivolata che fece, però calma, e non era poi un caso folle che io lo chiamerò quell'altro, perché non voglio nemmeno tornare indietro e nemmeno nominarlo, il francese, che fa spostare la nervatura, però non era una follia non farlo giocare mai. Ci voleva tempo, no? La scusa dell'italiano è una scusa, evidentemente avrà visto che è un po' farfallesco, non è che cosa sta dicendo, te la prendi con Nathan? No Edoardo, e con chi me la devo prendere? Con Ostigard ha giocato bene, me la devo prendere con Kvara, me la posso prendere con Osimhen che è ancora infortunata e si vede che non sta manco al 50% delle sue possibilità. Vuoi che me la prendo con Mazzarri? Me la prendo con ADL, me la prendo con Garcia e con tutti i preparatori, ma non posso difenderlo Nathan, onestamente è stato orribile anche stasera. Nel ruolo non suo adattato benissimo, avete fatto una schifezza Juan Jesus, si fa una schifezza anche Nathan, perché ognuno si deve prendere le sue responsabilità in questa squadra. Non voglio più difesa ad oltranza per Meret, no, oggi anche che inciampava sul pallone ha dimostrato insicurezza, Nathan che gli dà il pallone, quello che la butta in palo laterale, il gol, sono sempre imprendibili, abbiamo capito, ma non dà sicurezza a tutto il resto. Che ognuno si prenda le proprie responsabilità in questo momento, a partire da Kvara, il più giovane, fino al più esperto. Non ce la faccio. Insigne Kvara, anche Kvara, critichiamo anche Kvara, non c'è dubbio. Io do l'attenuante a Kvara di essere il più giovane, quindi non voglio dare tutto sulle sue spalle. Gli hanno dato un soprannome troppo presto assolutamente, e non gliel'ho dato io, non gliel'abbiamo dato noi napoletani, gliel'hanno dato i suoi conterranei. Soprannome che dimenticatevelo perché può fare una giocata ma non scherziamo. E quindi andiamo a mettere i like. Non ce la possiamo prendere proprio con nessuno, abbiamo creato le stesse occasioni dell'Inter, loro hanno fatto 3 gol e noi 0, per me solo la testa è il problema. Nicola, amico mio, sì, ma anche no, perché
le stesse occasioni dell'Inter. Se tu vai a vedere io mo vedo gli XG da dove li prendiamo sempre, ho controllato su SofaScore, Napoli 1, Inter 2 punto qualcosa, quindi vuol dire che sì, Sommer sicuramente ha fatto delle parate, però devi pure vedere quelle occasioni che a noi ci sono sembrate clamorose, magari c'era il fuorigioco, quindi non conta e non va nel tabellino, eccetera, eccetera. Io non me la sento di dire che Sommer è stato il migliore in campo. Altre volte sì, quando il portiere è il migliore in campo, non me la sento di dire che è stato il migliore in campo. C'è stato un centrocampo dell'Inter che è stato il migliore in campo. Non lo so, ciao Valeria, lasci like intossicato, me ne vado a dormire. Mi spieghi per favore il secondo gol tatticamente. Io ho visto ben 3 errori in un'azione, caro Blakish. Sì, e ce ne sono da morire. In quel gol nello specifico c'è anche un rimpallone che li favorisce, però palla che va verso Politano, che la controlla invece di liberarsene, ritorna a loro, poi stiamo messi tutti male e non accorciano i centrocampisti, non stanno accorciando i centrocampisti, e quindi quando ti arriva quello là da dietro è un centrocampista che lo deve seguire, può essere Elmas, può essere anche Salo, qualcuno doveva seguire Barella. Dopodiché quando lui fa il primo dribbling, Nathan statuina, quell'altro che si ferma, l'hanno fatto entrare in porta, quindi ce ne sono veramente tantissime. Ho messo il like perché te lo meriti, ma noi tifosi del Napoli ci meritiamo questo 0-3 perché non faremo mai il salto di qualità, obiettività zero, l'Inter è più forte, punto, noi solo fumo. Allora Antonio, mi sembra giusto dire che l'Inter è più forte. Io, se voi andate a vedere la reaction, nella reaction io, soprattutto il primo gol, perché il Napoli fino al gol di Cialanoglu mi stava anche, non dico piacere, però c'era il Napoli in campo, ce la stavamo giocando. Quando arriva là dico, si può dire che Cialanoglu è proprio forte, che è uno specialista, che se gli arriva un pallone al limite dell'aria te lo azzecca in porta, e lì qualcuno mi ha mandato già posizionamento di merito. Io là dico, che vuoi prendere? Quel gol là lo prendi e basta, non si para il gol di Cialanoglu, secondo me non si para. Poi si possono tirare le bisettrici, se vogliamo tirare le bisettrici anche per me le tiriamo, ma secondo me quel gol non si para. E ho detto proprio questo, l'Inter è più forte, cioè ho detto Cialanoglu è più forte, si può dire, si fanno i complimenti all'avversario per una volta, e proprio nella descrizione della reaction io mi sento di dire l'Inter è più forte, si può dire, oppure ci offendiamo, perché secondo me questo è il problema alla base di tutta questa stagione, quella convinzione, visto che abbiamo fatto quella stagione pazzesca l'anno scorso, che noi eravamo talmente forti che non c'era, che c'erano 20 punti di gap da colmare, e che quindi così, senza considerare che parecchio le nostre avversarie hanno underperformato, e quindi era difficile immaginare ancora un anno dove underperformavano in quel modo. E il Napoli ha overperformato, un po' perché Spalletti ha toccato le corde giuste, un po' perché Kvara e Kim arrivano e fanno subito una stagione pazzesca, Osimhen che era baciato dalla sorte e dalla grande forma. Abbiamo overperformato. Si doveva essere un po' meno ottimisti probabilmente a inizio stagione, con quel concetto di questo Napoli lo può allenare anche mio figlio. Già lì fa il primo errore. Dopodiché prendiamo Nathan al posto di Kim, va benissimo, tante figurati. Cajuste, poi lo vedete, Cajuste, Nathan, benino in alcuni punti così. Lindstrom oggi ci ha fatto vedere degli spunti anche interessanti, prima o poi magari anche lui esploderà e non c'è problema. Però siamo stati un po' troppo ottimisti forse a inizio stagione, convinti di poter ripetere, oddio, noi tifosi, magari giornalisti, convinti di poter ripetere così. Non lo so se la società aveva intenzione di ripetere una stagione così, perché non si resta con gli stessi ingaggi se vinci 2 anni consecutivi. Non si resta con gli stessi ingaggi. E ogni volta che gli dici, ma li rinnovi, quello c'ha 4 anni. Andiamo a leggervi. Mi ha detto oggi bisogna essere diretto, un portiere scarso. Sì, il miracolo ogni tanto lo fa, ma le uscite, ma Darmian sarà più forte di Nathan. Sì,
Sì, Ayub, Darmian è più forte di Nathan. Darmian sta dimostrando una continuità, sono 3 anni che sta dimostrando, 2 forse, che sta dimostrando una continuità in tutte le zone del campo, da paura. Non paragoniamo proprio Darmian a Nathan, per favore. Nathan si è appena svegliato, insomma, è appena uscito dalla foresta che praticamente sapete perché? Perché ieri ho visto Bambi, il Disney. È un piccolo Nathan, è Bambi, si è appena svegliato, è appena nato e la mamma deve ancora dire non correre là da quella parte, eccetera eccetera. È una questione anche di esperienza così. Darmian ha esperienza da vendere, è concentratissimo, fa tutto quello che deve fare, quindi non paragoniamo Darmian e Nathan, assolutamente no, non sono assolutamente d'accordo. Darmian gli fa il baffo a Tortigliò. Allora, si può dire che siamo mediocri, si può dire che abbiamo mezzale che non segnano, si può dire Rachmani, Nathan, Ostigard non sono grandi difensori, si può dire tutto, Carmine, presi dallo sconforto si può dire tutto, dobbiamo cercare di rimanere il più obiettivi possibili. È vero, abbiamo mezzale che non segnano, Anghissà dirlo adesso è strano perché Anghissà segna il gol con Real Madrid, ma non è nelle sue corde. Quindi abbiamo delle mezzale che non segnano e si può dire Zielinski ha nelle sue corde il gol, però ne sta facendo sempre di meno, è più a servizio della squadra. Elmas lo stava per fare, la partita pure decente l'ha fatta, però non è stato il momento suo. Quindi mezzale che non segna, sì e no, abbastanza. Se tu consideri Anghissà, Caiuso, non è che hanno tutti questi gol nelle gambe, si può dire che Rachmani, Nathan, Ostigard non sono grandi difensori. Rachmani ha fatto una grande stagione l'anno scorso, non sta convincendo in questo momento, quindi invece di giudicare il giocatore in assoluto, giudichiamo il momento, giudichiamo la stagione che stanno facendo, perché se me lo chiedi l'anno scorso io ti dico che Rachmani è un ottimo difensore, ma perché Kim, già capito, però è anche nella prestazione individuale, al di là del compagno di reparto, che tu devi fare bene. E Nathan ha fatto grandissime cose l'anno scorso, quest'anno convince molto di me. Nathan appena Nathan, quindi non lo voglio giudicare ancora, sicuramente in quella zona di campo non era a suo agio, si può dire tranquillamente. Ostigard a me non è dispiaciuto, ma sicuramente non è che poi da solo può reggere una difesa, ci sono tante cose da dire. Allora, Lobotka e Anghissà sono quelli dell'anno scorso, ma Lobotka sta facendo il possibile. Anghissà, io ti ripeto, Carlo, non ti ripeto, lo dico per la prima volta, cioè l'ho ripetuto più volte. Anghissà è attacca e stacca, adesso lo stiamo notando di più perché tutto il resto della squadra gira peggio e non funziona. Anghissà è attacca e stacca, Anghissà è questo qua. Mi stava piacendo pure nel primo tempo, dopodiché se ne scende, si prende delle pause. Se l'anno scorso dicevamo forse si sta gestendo anche perché sa di non avere un giocatore che gli toglie il posto, quest'anno speravamo che l'arrivo di Cajuste gli mettesse un po' di pepe, evidentemente anche Cajuste che arriva dicendo io non mi preoccupo del minutaggio, è già un sogno essere qui, e quindi evidentemente non gli ha creato nessun tipo di imbarazzo ad Anghissà e si può prendere ancora tutte le pause che si deve prendere. Ma io devo ringraziare Valentino, non mi è uscita la cosa qua. C'è Meluso a protestare contro Massa, grazie Valentino, perché il tema dell'arbitraggio sicuramente va tenuto presente. Vedi, me lo dice anche Michele, Meluso fortissimo contro gli arbitri su DAZN. Grazie, fatemi sapere perché ovviamente è un tema di cui bisogna parlare. Il rigore non dato a Osimhen, che ci può stare, è un po' leggero il contatto, ma ci può stare perché lui sta andando a protezione, gli sbatte addosso e ci può stare. E poi quell'azione che poi porta al gol loro, c'era il fallo su Lobotka che io voglio rivedere perché voglio rivedere prima di giudicarlo, però abbiamo saputo che almeno stiamo parlando e io vi avevo detto e vi invito senza proprio vi invito a rivedere il video pre-partita di ieri, perché nel video di pre-partita di ieri io faccio tutti i preamboli, tutte le ipotesi di formazione e a fine video vi dico, perché ne abbiamo viste di cotte e di crude, se il Napoli di Garcia ci dava sensazioni ancelottiane, ora senza fare un paragone tattico tra Gattuso e Mazzarri che possono essere anche assimilabili, ma è la stagione che somiglia a quella stagione là,
che comunque l'anno prima Ancelotti era arrivato secondo, senza mai arrivare vicino allo scudetto, ma era arrivato secondo senza problemi. L'anno dopo, nello scatafascio generale tra Ancelotti poi e Gattuso, siamo stati martorizzati dagli arbitri e non c'è problema a dirlo, e lasciate tutti i mi piace e i non mi piace che volete voi, martorizzati. Quindi io nel video di ieri vi ho detto, e ai amici Bellini abbonati l'avevo detto qualche giorno fa, occhio agli arbitri, perché adesso se vogliono sfruttare il momento in cui il Napoli trema un po' sulle ginocchia, perché stiamo tremando sulle ginocchia, non abbiamo quella sicurezza, se ci vogliono dare la botta finale definitivamente e c'è qualcuno che ha bisogno più di andare là perché i debiti sono assai, si porge l'altra, non si porge l'altra guancia, ma ce lo possono fare alla grande, mentre noi ovviamente ne parliamo degli arbitri, ma cerchiamo altre problematiche, andiamo nel profondo per approfondire le situazioni tattiche, perché noi siamo fatti così. Prega per noi, Don Raffaele. Darmian è il cacciatore che fa mamma mia, che tristezza, non l'avevo visto Bambi, lo sapete, l'ho visto a 40 anni per la prima volta. Sono rimasto che film triste. Giocare nelle squadre strisce più forte altro che Nathan, Darmian, eccetera eccetera. Una società seria acquisterebbe già a gennaio 2 o 3 centrali di difesa, perché con questi non si può continuare. Abbiamo una difesa confrontabile con quella del Sassuolo. Marco, no, proprio quello del Sassuolo no, è troppo giù. Per me, io lo dico sempre, 3 soldi è il giocatore più scarso della Serie A in generale, proprio il più scarso è 3 soldi. Il titolare inamovibile del Sassuolo, il giocatore che ogni volta che accendo la TV e c'è Sassuolo, 3 soldi fa una cosa che fa andare in porta gli avversari, è qualcosa di impagabile. Però è chiaro che se oggi pure, vedi, noi finiamo a 3, finiamo con il 3-4-2-1, che è quasi della disperazione. 4 cambi ha fatto Mazzarri, non li ha fatti 5. Finiamo col 3-4-2-1. Se vuoi dare un po', perché può essere pure, ragazzi, che Mazzarri sì, ti può dare la spinta iniziale, può toccare le corde giuste dell'anima di questi ragazzi, i baci, i sorrisi, tutto quello che volete voi, ma poi i ragazzi vanno allenati e bisogna fare le cose di campo, bisogna preparare la partita in un certo modo, devi preparare rispetto ai punti di forza, ai punti deboli degli avversari e capire come arriva. Se Mazzarri sì ha studiato il 4-3-3, ci dice che lui ha studiato Spalletti, tutto quello che lui insegna a Coverciano, ma se sei, e io lo ripeterò fino alla noia, se sei più comodo a insegnare ai ragazzi le cose con che sei più abituato perché hai sempre fatto questo, non mi venire a dire che no, io non avevo la squadra per fare il 4, lo potevi fare anche all'Indy, lo potevi fare. Se sei più comodo mettiti a 3, non c'è problema. Siamo uomini o caporali. E tu qua, Enrico, magari Odegaard. Enrico, dimmi come la vogliamo interpretare il film di Totò, dove lui fa tutti i personaggi, tutte le cose, trova sempre il caporale che lo esprimimelo alla grande e fammi sapere per bene. L'arbitro ha le sue colpe, certo, ma per favore non diamo assolutamente alibi, e io sono con te, Renato, io ne voglio parlare per cronaca, perché vedi, su Osi c'è un calcio alla caviglia, per cronaca, nel replay che si vede ancora meglio, dal vivo sembrava giusto una spinta, così Osi nel proteggere il pallone è già un po' sbilanciato, però Osi lo sappiamo, è dinoccolato, c'ha un modo di correre, di affrontare il campo in un certo modo, resta in piedi se ha la possibilità di rimanere in piedi. Osi non è uno che simula, non lo ha mai fatto. Se vogliamo cercare uno dei nostri che magari si sta rotolando un po' troppo rispetto a quello che è Kvara, e io lo ripeterò fino alla fine perché è una mia battaglia. Si rotola un po' troppo. Rispetto alcune volte lo picchiano e gli fanno del male, altre, oggi per esempio ha fatto delle rotolate alla Neymar, quando stai perdendo ti devi alzare subito, non mi interessa che ti fa male, ti devi alzare subito, dobbiamo giocare, non mi interessa proprio, anche perché quello non te lo ammonirà, non c'è nessun vantaggio, ti devi alzare e devi giocare a pallone, quindi ci tengo moltissimo a questa cosa qua, stiamo perdendo, alzati,
alzati, perché poi va a finire che non diventi quello là, non sarai protetto, a meno che non vai in un'altra squadra dove ti proteggono. Quindi attenzione, Osi non è il tipo, quindi se l'ha preso il colpo sicuramente, però ripeto, si dice per cronaca ma non per analisi, si dice per cronaca ma non per analisi. Quindi siamo uomini o caporali, tu me lo spieghi meglio. Nel frattempo dovrebbero arrivare altre cose, è fornuta a Zazzanelle, si dice Torre Falanga, ed è purtroppo è così. Per quelli che magari dicevano se noi vinciamo con l'Inter, se l'Inter pareggia, se poi la Juventus viene meno, così ancora lo scudetto, così. Non si ragiona così, e noi l'abbiamo imparato. Se poi vogliamo fare un tipo di analisi che porta alla speranza assoluta, la speranza va male, perché nel calcio se sei pessimista probabilmente agisci in tempo e intervieni sul mercato, intervieni esonerando l'allenatore interno, devi essere un po' più pessimista secondo me. Quindi il fatto di lo scudetto è andato, visto che abbiamo imparato che il calcio si analizza in un altro modo, si analizza con le medie punti, si analizza con i numeri che fa la squadra. L'avevamo chiuso già prima, non c'era bisogno di questa sconfitta. Questa sconfitta è pesante perché noi possiamo avere tutte le attenuanti che vogliamo, ma l'Inter dà un segnale al campionato, la Juve non la fa scappare, segna 3 gol, clean sheet in trasferta, il Napoli in casa è un colabrodo, di conseguenza sono tutti segnali che la Serie A prende, scrive e dice dobbiamo andare a Napoli, perché no? Il prossimo avversario dice ci possiamo provare anche noi, mica tanto quelli hanno Darmian, ci possiamo provare anche noi, ci possono provare tutti. Virgilio: è arrivato già il punto a pensare di limitare i danni, sto soffrendo tanto, saluto a tutti dalla Germania. Caro Virgilio, sì, dobbiamo limitare i danni. Io ripeto, e ti ringrazio sempre per la tua generosità, non serviva un traghettatore, cioè tu dici limitare i danni, noi dobbiamo arrivare in Champions, diventa problematica, diventa brutta, perché poi il Milan l'anno scorso va in Champions perché la Juve viene penalizzata, ma ricordate com'è brutto da campioni in carica poi finire fuori dai 4 posti. Io ho detto questo, ho detto che bisogna assolutamente continuare la stagione che non è finita. Fabio: annata disastrosa, c'è solo colpevole ADL. Mai visto in vita mia una società che vince lo scudetto? Vendere, non comprare, abbassare il mondo ingaggio invece di rilanciare, ci stanno perculando in tutta Italia, ha ucciso la passione dei tifosi. Fabio, ti capisco la tua amarezza, e stavo proprio citando il Milan perché se vogliamo li troviamo altri esempi, però sta diventando pesante, perché almeno il Milan sì, però nell'annata dove in teoria finirebbero fuori dalla Champions, almeno mantengono la continuità tecnica. Se tu non sei riuscito a convincere Spalletti perché se ne voleva andare, Giuntoli che se ne è voluto andare, Giuntoli che se ne vuole andare in una società che dovrebbe essere disastrata, no? E invece evidentemente, perché? Questa è la domanda che ci dobbiamo chiedere: perché un Giuntoli dice io meglio che vado in quella disastrata, perché qua non si può rifare quello che abbiamo fatto, ho fatto il massimo possibile. E tanti di loro, Mazzarri stesso disse questo del Napoli, dice ho fatto il massimo, me ne va. Sarri, ho fatto il massimo, me ne va. Spalletti, ho fatto il massimo, me ne va. E non ci vogliono rimanere, alcuni non ci vogliono venire, pensa agli emergenti come Thiago Motta. Quindi sono riflessioni che vanno fatte con molta onestà. Emanuele: Mamro Carmen, aiutaci, Maron Carmen, no? Ingaggiamo 3 soldi come difensore, mamma mia. È una sconfitta dolorosa perché sancisce che lo scudetto è andato, ma stasera abbiamo giocato in maniera decente, non come contro Lazio, Fiorentina ed Empoli. Non mettere l'Empoli in mezzo, le partite brutte sono con Lazio, Fiorentina, così. Io non metterei quella dell'Empoli in mezzo, anche perché l'ho rimossa. Nel senso, voglio fare un paragone con le squadre un pochino più serie, un pochino più grosse. La Cura Andreazzoli, l'Empoli probabilmente retrocederà,
Quindi mettiamo la partita con l'Empoli come quelle partite storte che ne capita una all'anno, la metti là, loro fanno il gol della vita, capita ogni anno e capita anche a tutte le squadre. Lazio-Fiorentina, ecco, lì si può fare un'analisi un pochino di più, si possono sempre dividere queste partite in primi tempi e secondi tempi, perché così abbiamo giocato in maniera decente, sono d'accordo per quanto riguarda il primo tempo, dopodiché ci siamo sfaldati. Il primo tempo non mi aveva deluso tantissimo, però ho visto nel secondo tempo reparti che volavano e bisogna intervenire seriamente, ed ecco perché, vedi, continuo la risposta a Virgilio, non serviva un traghettatore, perché tu devi fare, non ce l'hai la sicurezza non è che tu dici stai a metà classifica come stava succedendo. Esatto, allora l'analisi è questa: stavamo a metà classifica quasi nella parte sinistra con Ancelotti, là ti serve il traghettatore, ti serve, senza dimenticare che la situazione particolare, i senatori, l'ammutinamento e tutte le cose là, lì serviva più che il traghettatore uno che ritirasse le fila della questione, perché si stava spappolando tutto nello spogliatoio, e in qualche modo si è fatto dopo un inizio un po' così, qualche acquisto messo bene che bisognerà fare a gennaio, perché se vuoi puntellare questa squadra, se no, se ti sta bene galleggiare puoi uscire anche dalla Champions. Si vedrà da come il Napoli agirà, lo capiremo subito se veramente gli interessa, oppure, ragazzi, siamo alle solite: se fattura 80 ne spende 50, se fattura 8 ne spenderà 5, e non cambia nulla, non cambia assolutamente nulla per lui. Siamo noi che ci stiamo male, che guardiamo gli altri tifosi e che ci sfottono, ma alla proprietà cambia poco, cambia pochissimo. Allora, sono volati un po' di messaggi, è arrivato un like anche da Facebook, mi fa piacere, non lo so se è un like o una persona che sta guardando, non lo so, però fatemi sapere voi quanti like avete lasciato. Tutte queste puttanate del 4-3, l'atteggiamento, ma giusto, Tony, hai ragione, non c'entra niente il 4-3, e dovevamo averlo imparato con Garcia, amici miei, perché lui dice: ho preso l'allenatore che fa il 4-3-3, l'ho convinto a fare il 4-3. Vi ricordate tutte le cose che lui diceva in conferenza? Beh, ogni tanto si può fare anche il 4-2-3-1, il 4-3-3, l'unico DNA, così, è l'atteggiamento. Quindi se tu l'hai visto già, no? Che è l'atteggiamento che è importante, che dei principi di gioco, più che l'atteggiamento, perché l'atteggiamento tu lo puoi anche avere, ma servono i principi di gioco. La riaggressione, io a tratti l'ho vista con il Real Madrid, e io vi ho fatto il video di analisi riaggressione vista a tratti. Oggi ho rivisto la riaggressione? No, onestamente no. Poi se non ce la fanno fisicamente, lo vogliono fare, non ce la fanno fisicamente, vabbè. Ma ho visto sempre Nathan schiacciato, i difensori schiacciati, ogni tanto qualcuno lo faceva e qualcuno no. Decente la partita sarà quasi sempre, perché abbiamo delle individualità che comunque faranno sicuramente le giocate, faranno la differenza ogni tanto. Ma l'abbiamo imparato con Garcia. 4-3 non è garanzia di giocare come Spalletti, e far fare il 4-3 a Mazzarri non significa garanzia che si gioca come all'epoca. Assolutamente no. E insisto un'altra volta: non costringerlo tu, presidente, a fare il 4-3 perché ti sei fissato. Se Mazzarri sta più comodo, fagli fare il 3-4-3, il 3-4-2-1, il 3-4-5-2, però lo devi mettere in condizione, perché con questa rosa, anche avendo poi i terzini a disposizione, sei corto, e non hai una situazione tipo l'Inter, che vedi, sei infortunato De Vrij, benissimo, sposto Acerbi di là, e addirittura posso permettermi di adattare, ma sono giocatori di un certo calibro, adattare Carlos Augusto dietro, cioè aveva più fisicità invece di Di Marco. Non è così automatico per noi, ve ne sarete resi conto con Nathan, con Juan Jesus. Fattore Maradona: nelle ultime 8 tra campionato e Champions, 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. L'insicurezza di Maret è stata trasmessa anche in una difesa traballante. Sì, una cosa gravissima: se perdi con la Juve ti potrebbero passare Roma, Fiorentina, Bologna, Atalanta e Lazio, a meno Mambaro Karma, Giuseppe. Troppe squadre, e questo
questo va fatta l'analisi, no? Quando si fanno l'analisi siamo a -5, -6, ho capito, devi contare quante squadre stanno in mezzo. E questo è il problema, che nel racconto che ci fanno del calcio viene sempre dimenticato. Tu fai solo il calcolo dei punti, no? Dici, oh, se vinciamo queste partite siamo a me. No, perché ci stanno tante squadre in mezzo e più ne sono peggio è. Tu puoi sperare in una scivolata e puoi sperare in due, ma le non scivoleranno tutte quante, non tutte insieme. Di conseguenza la rincorsa è sempre faticosa. È così che si deve vedere. Ma perché contro la Juve annullò il gol di Milik sullo Botka e qua no? Per qua ritorniamo al discorso del... Lo so, Francesco, sai pigliato gol per l'arbitraggio, lo so, però attenzione, sono d'accordo, però attenzione a non creare un alibi ai ragazzi. Io ci tengo moltissimo a sta cosa. Non creiamo un alibi ai ragazzi. Un alibi l'avevamo creato con Garcia, meritato, tutto a posto. I ragazzi dovevano adesso dimostrarci che... perché mi ricordo troppo bene quello che è successo con Ancelotti e Gattuso, me lo ricordo troppo bene. I ragazzi dovevano dimostrare che il problema era Garcia, che loro con un altro allenatore, uno qualsiasi, si mettevano lì e facevano. Le difficoltà arrivano, è difficile riaccendere la luce improvvisamente quando si è spenta. Non diamo anche l'arbitraggio come alibi, noi lo dobbiamo guardare, lo rileviamo, protestiamo, ma che cosa cambia? Non cambia niente. Nessun arbitraggio verrà mai sovvertito dopo varie polemiche. C'è chi lo fa preventivamente, vedi Mourinho preventivamente dice ho paura per l'arbitraggio, lui può dire tutto questo e gli danno un rigore. Se lo fa Mazzarri è una scusa. Ecco perché io quando dico non prendiamo Mazzarri, che Mazzarri è diventato un meme vivente delle scuse, Inzaghi uguale, oggi ho visto un video simpatico, divertente, dove c'è la sfida delle scuse, chi avrà la scusa più così, e quello c'era Mazzarri e Inzaghi a chi faceva la scusa più clamorosa. È un problema. Se sei un personaggio credibile o se sei un personaggio che ha sempre accampato scuse, diventa un problema. Quindi dobbiamo sperare in uno scatto di orgoglio dei ragazzi, perché altrimenti diventa pesante. All'ennesima centralizzazione di Nathan, la solita sventagliata su Dumfries, solo io ho pensato che c'era qualche possibilità dalla panchina. Se c'era qualche possibilità dalla panchina, aspetta, non ho capito. All'ennesima quando Nathan si accentrava troppo, sventagliata su Dumfries, solo io ho pensato se c'era qualche possibilità cioè tu dici, essendo noi corti in panchina avresti fatto il cambio, ed è logico, perché mentre noi cerchiamo da Mazzarri delle risposte, chissà se gliele faranno, e sicuramente può essere che lui abbia detto magari non ti scoprire troppo perché non dobbiamo lasciare poi all'Inter il contropiede dove loro sono fortissimi, ci sta, però poi nel rimanere tu comunque devi fare il terzino, e lui nel distinto evidentemente tende ad accentrarsi, e lo ha fatto più volte, e ogni volta che andavano al cross, invece di andare incontro al crossatore, lo vedevo indietreggiare, e non stai dando né fastidio al crossatore né stai marcando nessuno. Ecco perché la situazione è un pochino da capire dove sono tutte le responsabilità. Voglio mettere tutto in mezzo, è possibile? Sì, io lo farò. Certo che è possibile. Che disonesti! ADL allenatore al prossimo esordio, da quando è quotato? Caro Jacopo, tutto è possibile con ADL, tutto è possibile. Ci metti il figlio, non lo so, però non ci dobbiamo arrivare proprio, non è possibile poi diventare che si arriva al terzo allenatore, impossibile. Si dovrà continuare con Mazzarri, dobbiamo fare il massimo possibile con Mazzarri e metterlo in condizione, perché se io vi stavo dicendo sempre che non mi piaceva la scelta, non è che non mi piace Mazzarri, non mi piace la scelta, non mi piace come ci si è arrivati, il quando ci si è arrivati, perché il quando è importante. Se tu dai a Mazzarri un inizio un pochino più morbido, ecco, magari prendono un pochino tutti più fiducia, anche lui, e invece gli hai consegnato Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus, e meno male che abbiamo vinto con l'Atalanta, altrimenti diventava veramente pesante.
Non me la prendo con Mazzarri, ma non era meglio Tudor per costruire la squadra per l'anno prossimo? Se ADL avesse la ragione, anche su Tudor, amico mio, alla fine pare che ci sia stato il colloquio, ma ADL gli ha detto: lo fai il 4-3, così ci stanno dicendo, io non ero nella stanza, I wanna be in the room when it happened, e non ci stavo nella stanza, quindi non lo posso sapere, ma ci hanno fatto sapere tutti che la domanda di ADL è: lo fai il 4-3? E Tudor non ha risposto no, Tudor ha risposto: fammi vedere la squadra e ti rispondo in base ai giocatori. Se i giocatori possono fare solamente il 4-3, faccio il 4-3, ma se ho un'idea di gioco e tutti dei principi che si sposano col 3-4-2-1 o altre cose simili, Tudor pure ha fatto un pochino tutti i moduli, non è che... Però non ci dobbiamo fissare, e secondo me lui si è fissato. Meglio Tudor per costruire la squadra? Onestamente, quando me l'hanno chiesto in privato, io ho detto, rispetto a Mazzarri, anche meglio Tudor. Non mi faceva impazzire Tudor, onestamente, perché il principio di gioco molto aggressivo, tutta quella roba di scuola Gasperini, di scuola Juric, di gente che marca uomo e si mette a tuzzo contro gli avversari invece di gestire il pallone, non è proprio nelle nostre corde, e noi abbiamo fatto un salto filosofico dopo Mazzarri con Benitez, con Sarri, e tornare indietro è difficile, è molto difficile, quindi neanche quello mi convinceva, ma siamo arrivati in un momento in cui bisognava esonerare Garcia per forza, e bisognava farlo anche prima probabilmente, anzi Garcia si doveva dimettere per quanto mi riguarda. Non è successo, si è fatto in fretta e furia e ti sei incassato altri no, che potevano essere quelli di Conte e quelli degli altri, dopo i no che ti sei incassato d'estate, e ti sei trovato di nuovo a mettere uno in panchina che insomma è l'unico che ha accettato la cosa. Scusate, mi stanno volando i messaggi, vi recupero. Sottil non lo posso vedere come alternativa perché è stato esonerato quest'anno con l'Udinese, e quindi non si può ingaggiare per regolamento. Le cime di Rapa, stiamo chiaramente giocando a 3. Nathan faceva il difensore, non il terzino. Sul suo lato c'erano Kvara e Elmas. No, attenzione, stavamo a 4. Poi vedremo le posizioni medie, dove vedremo un Nathan molto bloccato sicuramente, però la formazione si legge 4-3-3, anche perché Elmas faceva veramente lo Zielinski in aiuto anche un po' a tutto campo. Lo vedrai, lo avrai visto e lo rivedremo domani nell'analisi, che Elmas finiva anche dall'altra parte, finiva anche a destra, e anche Kvara è finito a destra, come nella logica dell'esterno del 4-3. Se fossimo stati a 3 con Di Lorenzo tutta fascia sulla destra, il tutta fascia lo doveva fare Kvara, che non è proprio roba per lui la fase difensiva, di conseguenza non stavamo a 3. E sono questioni di caratteristiche, di istinto dei giocatori, e anche magari di un pochino di preventive, di non scoprirsi troppo, che è nella logica delle cose, però non stavamo a 4, non stavamo a 3. Di Lorenzo da zona, siamo delusi, ma non meritavamo di perdere, scudetto scucito, inutile parlarne, pensiamo partita dopo partita, quindi quando tu dici inutile parlarne vuol dire che è scucito. Ricordate che Di Lorenzo, finché era possibile, finché la matematica ci aveva già condannato, ma finché non era veramente impensabile, servivano qualche altro scontro diretto, Di Lorenzo parlò di scudetto, non ne può parlare più, come è logico che sia. E se noi non ci crediamo, va bene, non cambia niente tra i tifosi se uno ci crede o no, che ci sarà sempre il tifoso, io ci credo ancora, ed è tenerissima come atteggiamento, però non cambia niente. Se non ci credono neanche loro, attenzione al quarto posto, perché partita dopo partita il Napoli diventano tutte triple, mentre con Spalletti noi avevamo imparato una cosa. Con Spalletti avevamo imparato che esistono le partite che sono le triple, perché sono
sono gli scontri diretti dove se lo fai una grande cosa, ma sono delle triple, e le partite che devi vincere per forza, cioè le partite con le piccole. In questo momento il Napoli, partita dopo partita, vuol dire che sono tutte triple, non c'è sta niente da fare, in questo momento così deve andare. Parentesi sentimentale, contentissima di averti finalmente incontrato, contento io Valentina, vedere la partita insieme è stata un'esperienza divertentissima, vi voglio bene a te e alla community, e say hi to your lovely lady. I will say that, I will say hi, e un abbraccio a te, è stato veramente molto molto bello. Elmas l'unico con la luce accesa questa sera, per il resto puoi fare 3-4-3, la mentalità non c'è, i calciatori impauriti, Meret ormai è andato, Di Lorenzo stanco fisicamente e mentalmente. Sì, anche Di Lorenzo, vabbè, ma l'avevamo detto, ma figurati, adesso proprio è impossibile perché sono venuti meno tutti i terzini, quindi, ecco qua, si torna a Garcia e si torna anche a Spalletti se volete. Ci sono i momenti in cui tu potevi far riposare anche 20 minuti Di Lorenzo e andava fatto, e non l'hanno fatto, sempre con questa storia che lui è il robot, è indistruttibile, è il cyborg. No, Aiuto, sono esseri umani e dobbiamo ricordarci che sono esseri umani, e gli esseri umani a un certo punto ti possono venir meno, è nella logica delle cose. Io ho giocato una partitina di pallone quando ero a Napoli, eravamo 8 contro 8 sotto il diluvio universale. Voi credete che io non avevo voglia di vincere? Credevate veramente che io non stavo su tutti i palloni come un dannato? C'era il mio amico Angioletto, volevo fare bella figura con tutti quelli con cui stavo giocando, anche perché mi hanno pure riconosciuto al campetto, qualcuno, Valerio Fluido, vediamo i tuoi video. Figurati se non volevo fare la più bella figura della mia vita. Ma arriva a un certo punto che non ce la fai. Stanchezza, abitudine, poi improvvisamente il campo con le erbette sintetiche, sono troppe le variabili che vanno incontro all'essere umano che non è una macchina, e che a un certo punto tu con tutta la convinzione la volevi passare a quello, però ti è venuto l'affanno e quindi ho spazzato il pallone, e se spazzi il pallone la squadra avversaria lo riconquista, perché poi a 8 è più simile a 11 che non a 5. Se spazi il pallone la squadra lo riconquista, e se lo riconquista stai di nuovo subendo un'azione, e quindi non basta volerlo, devi anche essere in condizione di farlo, e ogni tanto bisogna riposare. Noi abbiamo solo 2 veri fenomeni, Osi e Kvara. Quando non brillano loro la squadra è spenta, poi condizioni atletica pessime, e poi per seguire la moda diciamo che è anche sempre colpa di Meret. Diciamolo, Francesco, mettiamoli tutti, perché io non ce la faccio a difendere a spada tratta nemmeno il più giovane, cioè nemmeno Kvara. Figurati se mo mi metto a dire no, Meret è in colpe, no. Meret non mi dà sicurezza, non me la dava l'anno scorso, ha fatto una grandissima stagione, ma non me la dava nemmeno l'anno scorso. Quindi veramente che siano messi tutti, non voglio parlare del banco dell'imputato, ma che siano messi tutti al giudizio di tutti quanti noi, e che Mazzarri non faccia scelte in base alle scelte sbagliate di Garcia. Sentite che è un discorso molto molto importante. Mazzarri si senta libero di fare le scelte da allenatore esperto quale è, non faccia scelte, perché oggi lo potevi pure togliere Kvara, è la Jarischer, oggi se vedi che Kvara non è in forma lo potevi pure togliere e magari mettevi Lindstrom un pochino più avanti, perché Lindstrom l'abbiamo dovuto vedere di nuovo, tutta fascia, tutto il quarto, l'esterno a sinistra, così, e magari era il momento di far giocare Lindstrom, e Kvara non ce l'aveva proprio oggi, e mettevi più minuti a Lindstrom da esterno sinistro e poteva pure segnare. Quindi io non voglio che Mazzarri, per fare poi una bella impressione a tutti noi tifosi, al gruppo squadra, al presidente, dice io Kvara non lo posso togliere mai più, perché Garcia si è permesso di togliere Kvara e l'hanno messo sulla graticola. Osimhen deve rimanere, non lo metto Simeone, perché sennò questa è la cosa più importante che mi deve dimostrare Mazzarri. Sentiti libero, e magari con l'ingresso di Zerbin, anche se hai tolto Nathan, non hai tolto, però con l'ingresso di Zerbin voglio sperare che tu sia libero al 100% di fare delle scelte che senti in quel momento sul campo, poi possono essere sbagliate o meno, ma fai le scelte tue, e non fare scelte perché sono
se l'avesse fatto quello, mi avete capito bene, non devo insistere. Un fallo che ci fischiano però, anche quella condizionata mentalità, un fallo che ci fischiano però, anche quella condiziona la mentalità dei giocatori o no? No, Francesco, era così anche l'anno scorso. Non pensiamo che l'anno scorso gli arbitri ci abbiano trattato bene. Lo abbiamo detto più volte e lo abbiamo detto con la squadra che vinceva e dicevamo Spalletti, però non Fessi no, lo dicevamo anche l'anno scorso, credimi, lo dicevamo anche l'anno scorso. Poi eravamo molto più forti perché ci sono tante partite che abbiamo detto nonostante tutto siamo stati più forti. Attenzione. Quindi la mentalità dei giocatori condiziona dagli arbitri. Quando la stagione già è così e così, sì, ti dà la botta finale, ma quando la stagione è positiva tu superi anche le problematiche arbitrali. Bazinga, complimenti al canale perché consente di partecipare alla chat anche non iscritti. Ma è chiaro, ma figurati, se poi ti iscrivi è mio piacere, ma gli iscritti a me non interessa. Ma dobbiamo raggiungere i 20.000 perché dove sta? Dobbiamo raggiungere la tiratura di Libero, questo è il mio obiettivo. Libero 20.300, abbiamo superato tutto sport e quindi mi fa piacere, ma dobbiamo raggiungere la tiratura di Libero, dobbiamo raggiungere i 20.000, ma è un numero che non mi serve a niente. L'importante è che la gente partecipi e abbia pazienza anche di ascoltarmi, quindi iscriviti al canale. Vale, per me uno dei problemi principali che viene spesso sottovalutato è che nella fase migliore della nostra partita non riusciamo mai a concretizzare. Giusto, Marshall, c'è stato un momento di forcing nel primo tempo, tutte quelle azioni insistite sulla destra dove sembrava veramente che stessimo sfondando, invece l'Inter si è messa là difesa e hanno superato il momento, insomma, di massima pressione del Napoli, la sfuriata, diciamo, e lì devi fare. Io avevo detto, l'avevo pensato anche nella reaction mentre sentivo, c'è stato un miracolo di Meret, c'è stato un miracolo vero e proprio di Meret. Poi hanno chiamato il fuorigioco, lo hanno chiamato, ma c'era il tallone di Anghissà che teneva in gioco Lautaro. Meret fa una bella uscita miracolosa lì, l'avrebbero controllato così, lì il gol sbagliato, lì devi fare gol. Lì è come ha fatto il Milan ieri, che fa l'uscita Maignan e poi vanno a segnare e indirizzi la partita in un certo modo, e non ce l'abbiamo fatta, non abbiamo la forza. È il momento di umiliarci, nel senso di farsi un bagno di umiltà. Non siamo più in grado di giocare a pallone, trincea e puntiamo ai risultati perché la situazione è nera. Antonio, ma la trincea non è per noi, è difficile mettersi in trincea, non abbiamo le caratteristiche per farlo. E se tu avessi, sai, abbiamo tutti i difensori rocciosi, senza grande tecnica, però si azzeccano all'avversario e ti asfissiano e non fanno passare niente, ti direi ok, proviamo a farlo. Ma le nostre marcature sono farfallistiche, siamo belli larghi, siamo belli ariosi. Il Napoli è forte e diventa pericoloso quando attacca, quando ha il pallone, e se lo deve riconquistare in alto, e lo hanno detto più volte anche i giocatori. E in teoria è tutto bello e semplice, ma poi lo devi mettere in pratica, devi avere una grande condizione fisica e lo devi fare con costanza. Non siamo quelli della trincea, non lo sappiamo fare bene, altrimenti magari. Ma quale Mazzarri, 4-3 eccetera, l'Inter è 3 volte più forte, volevate veramente vincere? Io non volevo perdere. Non volevo neanche pareggiare. Io avevo detto non voglio firmare per nessun pareggio, voglio vedere coraggio, poi se la perdiamo, però vedere coraggio. Purtroppo non ho potuto vedere il coraggio, anche perché Zanoli non l'hai potuto schierare, quindi non potremo mai sapere come sarebbe andata con un'altra formazione. Però non ho visto coraggio con Nathan. Nathan sarà colpa sua, sarà la richiesta di Mazzarri, non lo possiamo sapere, ma non ho visto né il coraggio né la vittoria né il pareggio. Quindi che l'Inter sia forte è forte, 3 volte più forte,
Ad oggi sì, ad oggi magari sì, perché se tu fai il confronto devi avere il miglior Anghissà, devi avere il migliore Kvara, il miglior Osimhen per fare un confronto con quelli dell'Inter, che in questo momento è il miglior Lautaro, è il miglior Mkhitaryan, stanno tutti in grande forma. Se fai il confronto con lo stato di forma è chiaro che l'Inter è 3 volte più forte, e se ti guardi anche in panchina, quando loro mettono Carlos Augusto e fa quella grande partita anche difensiva, poi a un certo punto si girano Arnautovic e Frattesi, tantissima roba, metti Quadrado al posto di Dumfries, che comunque può piacere o no, ma è uno specialista del cross e mette l'assist vincente anche alla fine. È chiaro che sembra più forte. Francesco Iavarone, ma no, che bello, un bacio gigante, che con la squadra è corta solo un tempo, figlia di una condizione fisica pessima, di conseguenza la fase di gioco ne risentono, le transizioni sono spesso incomprensibili. È vero, sulle transizioni è lì, ecco, Francesco, tu la leggi bene, ed può essere che insomma ci sia anche una condizione fisica che non è omogenea tra tutti, perché se fai la transizione non la fai tutti insieme, ecco che diventa incomprensibile. E in qualche volta me la sono presa io con Nathan, perché quando facevamo poi gli attacchi un pochino più ariosi, diciamo in contropiede, nella transizione positiva, se Kvara rimane da solo, prendiamocela con Kvara perché non è in forma, tutto quello che volete voi, ma lo raddoppieranno sempre. Se tu invece qualcuno lo accompagna e gli dà anche una soluzione, poi magari non arriva il pallone, però gliela devi dare la soluzione, così l'avversario guarda anche un altro uomo. E invece no, guardi solo Kvara, guardi solo il pallone, gliela levi. E Kvara può essere il più grande dribbloman, e lo è il più grande dribbloman d'Europa, ma i miracoli non si possono fare. L'Inter ogni volta che attaccava era pericolosissimo, il Napoli possesso palla, ma manovra chiusa da un'ottima Inter difensiva. Fatemi vedere un attimo XG sopra all'app che usiamo noi di Understat. Nel frattempo mi fate sapere un attimo i like, perché voi l'avete lasciati, però magari non so. 0,70, dai. Non si può dire che abbiamo giocato proprio alla pari, Mi spiace. Non proprio. Onestamente poi si può parlare di tante cose, però se levo la cosa magari si vede anche il numero esatto, 0,79, 0,259, quindi non benissimo. 415, considerando che siete 800, mi sa che sono pochi, Io sono tu e tu sei me e noi siamo noi. Dai, arriviamo a 600, dai. Spallettone. Silvio, lo so perché ci ha lasciati, e perché un anno puoi stare chiuso in uno sgabuzzino a preparare il campionato, è pesante. Mi sei chiuso nel lavoro senza guardare a nessuno e non stava difficile continuare così. Ciro, io sono un calabrese che vive in Svizzera e mi faccio 1300 km per vedere il mio Napoli. Il primo tempo abbiamo giocato bene, il secondo meno, sempre forza Napoli. Ciro, sei il mio eroe, bravo, ti faccio i complimenti. Non è da tutti avere una passione del genere, si fanno sacrifici, è come se si fanno sacrifici per il Napoli, e uno vorrebbe vedere sempre il sacrificio ripagato, no? La passione sempre ripagata anche con un bel risultato che ti fa tornare, poi ti fa riviaggiare con negli occhi delle belle azioni da gol. È proprio un peccato. Ma che è Patti Schmidt, non è Insigne il problema è Patti Schmidt. Chi di voi si ricorda il mio episodio con Patti Schmidt? Scrivesse, io me lo ricordo. Sul terzo gol Meret stava cercando di far coprire Quadrado e si è incazzato quando gli è arrivata la palla. Sembra che se lo sentiva che prendevamo gol. Allora, ma è giusto, Alessio? Sì, l'ho notata questa cosa qua. Perché lì quando arriva il pallone a Quadrado c'è Nathan che invece di andare incontro si schiaccia e non stai né marcando al centro, gli stai lasciando, quindi lei lo sa.
come al solito può uscire Meret, non credo proprio in quell'azione, è complicatissimo uscire Meret, è come prendere un gol sicuro quando poi metto questi palloni tagliati dentro la sua terra. Già l'avevo, se lo sentiva, certo che se lo sentì. Palla a quadrato da solo, o è cross o è rigore per loro, è sempre così. Si ricorda? Vi ricordate? L'Inter ha vinto il primo scudetto, Marotta con debiti spaventosi, a Diario non vuole fare debiti, i giocatori che può prendere. Sì, il discorso dei debiti è un discorso vecchio che abbiamo fatto più volte. Allora, hai notato? Ciao Luigi, hai notato che i nostri calciatori sembrano assistenti sociali? Si preoccupano delle condizioni e ricevono in cambio calci, palloni buttati lontani, devono essere nervosire. Caro Luigi, lo ricorderai benissimo, no? L'anno scorso ci dicevano abbiamo preso i criminali, Oliveira, tutta questa gente con i tatuaggi, Kim, criminale. Kim, un giocatore correttissimo che chiedeva scusa all'arbitro dopo qualsiasi intervento, si dispiaceva per qualsiasi cosa. Se vogliamo parlare di DNA c'è anche questo, sarà l'aria, sarà il lungomare, saranno le zeppole e i friarelli, non lo so che cosa sarà, ma i giocatori del Napoli sono tutti bravissimi ragazzi che si preoccupano. Ogni volta che c'era uno a terra sembrava il fair play, a vedere che non ti sei fatto niente, gli avversari non ci trattano così, non ci hanno mai trattato così. Il Napoli invece è sempre così. Forse anche la famosa cazzimma di cui si abusa, cioè avere dei giocatori che sono più concentrati su quello che è il risultato a tutti i costi e si interessano poco dell'incolumità dell'avversario, forse anche quello si paga, anche quelli sono giocatori che costano di più. È una caratteristica, ci sta il calciatore che tira bene col sinistro, c'è sta il calciatore che non vuole sapere niente in campo, c'è palla o pallone o gamba, e anche quella si paga, anche quella c'ha un costo. Bravo Valentina, vabbè, non avevo dubbi che Valentina se lo ricordasse. Io credo che oltre a Cavare il più grande assente sia Lobotti, che senza di lui niente idea a centrocampo. Oggi non neanche lui, non lo so. Io Lobotti, che ho detto diversi, bravo in reaction, non lo so se è venuto meno anche lui. La mappa delle occasioni, si capisce che non siamo entrati nell'area piccola. Osimhen è molto giudito. Vabbè, ma Osimhen, ragazzi, consideriamolo ancora infortunato. Ha fatto le corse per essere recuperato e ancora non è in grande forma, onestamente. Non me la sento. Ha avuto pochi palloni, non era lucido. Il problema del Napoli, a parte le difficoltà di mercato, è il dopo Spalletti, non Garcia né Mazzari. Se fosse arrivato Guardiola avrebbe difficilmente fatto uguale a lui. Avrebbe fatto difficilmente uguale a lui. Guardiola lasciamolo stare. Ci sono degli allenatori che probabilmente si portano dietro, oltre a un bagaglio di esperienza, idee nuove, studio, anche un'aura di credibilità e di... lasciamo stare Guardiola. Diciamo che molti allenatori avrebbero fatto fatica al posto di Spalletti. Si dice anche questa cosa, lo stesso Spalletti avrebbe fatto fatica l'anno successivo, può essere, non lo possiamo mai sapere, però certo che i due che abbiamo avuto quest'anno finora non sono il massimo che si trova sul mercato. Serve urgentemente un centrocampista di qualità, anche se quest'anno non è all'altezza. Falli Napoli 2, falli Inter 13, ammonizioni Napoli 2, ammonizioni Inter 2. Caro Gigione, questa è una caratteristica del Napoli. Si fanno pochi falli, non li sappiamo fare, perché quando lo fai ti ammoniscono, quindi vuol dire che fai solamente il fallo quando sei proprio quasi ultimo uomo, eccetera eccetera. Poi le due ammonizioni, se non sbaglio, una per Rachmani su un fallo dove l'arbitro aveva lasciato correre, e un'altra, penso, proteste di Elmas, devo andare a rivedere bene. 13 falli l'Inter, li fanno. È così. Non dico che dobbiamo diventare fallosi, ma fa parte del gioco del calcio, e se il Napoli prende palle, ti faccio fallo e ti faccio ricominciare, si perde un sacco di tempo. È sempre così, è sempre stato così, e così deve andare. Ciro.
Sono d'accordo con te quando hai imputato la campagna acquisti estiva. Avevamo un signor Kim che da solo metteva una pezza e rifletti un riparto difensivo. Mancato lui, tutti i nodi vengono al pettine. Sicuramente Kim ha avuto un impatto pazzesco l'anno scorso e non era... già non era facile sostituirlo anche con un acquisto importante, perché poi si è parlato di Killman, si è parlato di Lenormand, si è parlato di Danzo, si sono parlati di vari difensori di un certo livello che ti costavano una trentina di milioni probabilmente, e comunque non sappiamo che tipo di impatto, però Kim comunque l'hai dovuto pagare un 15, 18 milioni, 20 milioni, quindi di Kim se ne parlava parecchio prima, spesso il Napoli era stato accostato a Kim e Kim non era uno sconosciuto quando è arrivato al Napoli. Ed è vero che il Napoli è costretto a mettere la clausola per farlo accettare, altrimenti Kim aveva altre opportunità e altre offerte. Hai preso Nathan è il prospetto per il futuro, poi ti può andare benissimo, ti può andare alla grande, oppure devi accettare nel percorso che Nathan nel suo percorso di crescita ogni tanto qualche partita la sbaglia, e non ce la prendiamo con Nathan perché ha giocato terzino in una situazione di emergenza, però sono scelte che hai fatto che vanno accettate. Perché noi tifosi non possiamo fare altro che accettare. Scusate, ma secondo me gli XG di oggi non dicono niente. La partita è finita su 2-0, poi l'Inter ha avuto le occasioni sul contropiede, gol da annullare, rigore da dare, l'arbitro ha cambiato la gara. Alessandro, occasioni sul contropiede sono occasioni sul contropiede, non è che non esistono le occasioni sul contropiede, esistono gol del Napoli che il Napoli ha fatto in contropiede e ce li siamo presi come gran gol del Napoli in grande transizione. Non è che poi lì, perché la Juventus secondo te come sta vincendo questo campionato? Fammi capire. Sta vincendo con difesa e contropiede senza mai avere il possesso palla, a volte hanno più occasioni degli avversari, perché attenzione alla Juve, e ci arriveremo, la Juve ha XG abbastanza alti quest'anno, attenzione, e quando si parla di XG si parla di occasioni, si parla che stai tu e il portiere. Se l'XG è alto e non parliamo di rigori, vuol dire che sono occasioni in cui di solito si fa gol, e quindi se tu crei questi presupposti vuol dire che sei bravo a sfruttare il contropiede, vuol dire che hai giocatori adatti per fare i contropiedi, vuol dire che sei bravo a difenderti e crei con la difesa estenuante, crei i buchi alla squadra avversaria che attacca, perché tu aggiungi un altro attaccante, magari aggiungi un altro che della difesa si inserisce per essere più pericoloso, ti scopri, ti fregano. Non è un calcio che mi piace, il calcio speculativo fatto così, ma è calcio anche quello. Quindi non è che non valgono i gol, i XG fatti in contropiede. Gol da annullato, rigore da dare, siamo d'accordo, ne abbiamo parlato già, però nell'analisi non limitiamoci solamente a questo, perché altrimenti diventa triste. Spero che dopo stasera sia finito qualsiasi pensiero su una nuova lotta a scudetto. DP, quarto posto, niente di più. Ne sento di ogni, ci sono squadre più vogliose, se non stravinciamo si parlerà di massa. Esatto, caro DP, tu sei un abitué di questo canale, e quindi io non è che faccio a ricevere, però ve l'avevo detto. Ve l'avevo già detto, non ci sono velleità. Contemporaneamente vi ho detto però questo, che i ragazzi, se poi lottano per il quarto posto, attenzione, perché potrebbero non farcela, ed è difficile e sappiamo che è difficilissimo, e quindi attenzione, sarà un'annata di passione, sarà un'annata di grande passione per il bene suo. Francesco se ne deve andare, ma dove va? A parte il fatto che l'anno scorso, capito, era sul mercato, e lo sappiamo tutti che il Napoli voleva prendersi Navas, e lo Spezia scelse poi Drangoschi al posto di... non convinceva. Dove va? Dove deve andare? Chi se lo prende? Chi lo vuole? Va in scadenza quest'anno. Il Napoli ha l'opzione per il 2025, arriva in scadenza. Di conseguenza il Napoli deve fare questa scelta: o te lo porti un altro anno, oppure in scadenza, finito il contratto, vada dove vuole, e vediamo dove andrà. Se potessi intervenire sul mercato a gennaio, in quale zona del campo interverresti? Per me abbiamo bisogno assolutamente di un centrocampista centrale veloce e di interdizione. Massimo, sì, il Torreira della situazione. Se mi dici veloce di interdizione, però serve pure gente grossa fisicamente, se no
il calcio sta andando in questa direzione qua. Lobotka ce l'ha il sostituto, perché Lobotka le sta giocando tutte. Cajuste è il sostituto di Lobotka, lo può fare in momenti di emergenza. E Anghissà è il sostituto di Lobotka, e Zielinski il sostituto di Lobotka, e Demme. È chiaro che a centrocampo serve qualcosa. Gaetano è il sostituto di Lobotka. Vi renderete conto che anche lì siamo stati un pochino troppo ottimisti. Troppo ottimisti. Vabbè, non si fa. Psycho, benvenuto. A questa squadra passava un leader in difesa, un simil Coppa, certo, che ti risolveva la partita sporca, un gol da fuori e copertura asfissiante. Che amarezza. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Ragazzi, siete molto carini, lasciate il like, vi renderete conto che è un'abitudine. Poi mi spiegheranno pagare un calciatore per tenerlo fuori rosa. Anche questa è una follia senza precedenti. Purtroppo è così. E non so se ci sono. Ci sono anche dei vocali che io mi stavo dimenticando. E il vocale lungo no, Blackish no, il vocale lungo è troppo lungo e non ce la faccio. Ciao amici bellini. Davide. Questa partita sembra il risultato della grande prestazione di ADL di quest'estate fra mercato giocatori e mercato allenatori, diciamo. E ora ci troviamo in questa situazione, oltre al fatto che loro sono forti, hanno meritato e che contro queste squadre non ci fischieranno mai nulla quest'anno. Paghiamo le chiacchiere a vanvera di ADL. Ciao amici bellini e forza Napoli sempre. Ciao Davide. Ciao amici. Volano i messaggi. Sì, sono d'accordo, anche e soprattutto nell'analisi, quando si fa un'analisi abbastanza onesta, si dice l'Inter è stato più forte, l'Inter è in questo momento più forte, non c'è dubbio, serviva qualcosa di miracoloso da parte nostra, anche in una situazione di emergenza, che si può dire tranquillamente, e anche di una prestazione loro non all'altezza. Loro la prestazione l'hanno fatta, niente di fantasmagorico, onestamente, non hanno fatto cose alla Real Madrid che tu dici vabbè, quelli sono proprio imprendibili. Hanno fatto una partita normale, però convinti della loro forza, e ci hanno messo in difficoltà utilizzando le loro armi e sfruttando le nostre. Diceva sì, l'altro messaggio diceva perché pensare ai centrocampisti in difesa che facciamo acqua. Sì, soprattutto io sono d'accordo, e benvenuto Salvatore Improta qua. Salvatore Improta, gruppo te, io tutti, perché voi avete i nickname, non mi ricordo se tu ci stai già nel gruppo tele. Tutti i nuovi abbonati mi scrivessero in privato, così vi posso aggiungere al gruppo Telegram. Tutti gli abbonati che invece già sono nel gruppo Telegram, un bacio, vi voglio bene. Si diceva in difesa dei centrocampisti, sì, anche perché ci può stare l'idea di rimpinguare la difesa, specialmente se vuoi dare a Mazzarri la possibilità di sviluppare il suo gioco preferito, che potrebbe essere, visto che questo 4-3 è difficile da ripristinare come lo conosciamo, per condizione fisica, per errori fatti in sede di mercato, perché ci hanno smesso di crederci, per tutta una serie di motivazioni. Se vogliamo far stare più comodo Mazzarri con le cose che conosce meglio, anche lì devi intervenire, perché di centrali ne hai 4, altrimenti devi adattare Di Lorenzo, devi adattare Mario Rui, devi adattare Oliver, e lì si creano situazioni come stasera, dove tu hai fatto l'adattamento sulla carta, era un adattamento giusto, logico, normale, non posso dire niente a Mazzarri, era logico mettere Nathan, che magari doveva avere più spinta rispetto a Juan Jesus. Non l'ha fatto mai, non lo ha fatto, e quell'unica volta che l'ha fatto, che è arrivata sulla tre quarti, ha messo un cross, è stato pure un cross pericoloso per Osimhen. È un adattamento, però vuol dire che non funziona bene, non sono oleati gli ingranaggi, i meccanismi. Con gli adattamenti non si vincono gli scudetti, e le partite ogni tanto si vincono, ti può andare bene, però le annate con gli adattamenti non si possono fare, quindi bisogna mettere in condizione il tuo allenatore di fare le cose per bene. E Raffaele diceva 8/11 hanno riposato in Champions, 4 posto e pedalare. 8/11
ti riferisci all'Inter? Perché l'Inter ha fatto ampio turnover in Champions, hanno preso 3 gol e poi hanno recuperato i 3 gol mettendo dentro anche quelli là, ed sicuramente erano più riportati di noi sotto questo punto di vista, non c'è dubbio. E vediamo come la pensa il nostro Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. 10 minuti. Col tuo permesso vorrei salutare Isabella Rossellini. Ok. Se tu puoi portare i miei più sentiti, distinti saluti alla talentuosa, incantevole, elegante Isabella Rossellini. Francamente non ho nulla da dire, perché sarebbe un'autocitazione continua e poi sembrerebbe una... Sai cosa stavo pensando, Valerio? Stavo pensando che si parla troppo di calcio. Può sembrare un'affermazione, non è né banale né provocatoria. Spiego. Pensa se è un Gattuso, no, che viene costantemente chiamato in causa, sono miliardari che insomma fanno una vita totalmente al di sopra di noi, su un Olimpo, possono essere infastiditi quando sono in luogo, no? Ma adesso non è che gli fischiano le orecchie per delle frasi in Italia, però se si mettesse con l'agendina, no? Detto, io oggi mi dedico tutta la settimana e ascolto te che in radio, poi stai ospite in un'altra radio, poi in trasmissione, insomma in una settimana hai detto 200 cose, ne hai sbagliate 300, a chi strappiamo il tesserino, no? Nel senso che visto che se ne parla tantissimo a tutti i livelli, no? Super professionale, credo che sia l'argomento in Italia di cui si parla di più e parlano più persone, dovremmo essere tutti espertissimi. Se tu ci fai riferimento, lo so che può sembrare che mi ha colpito, però non c'è un argomento anche serio, no? Medico di architettura, che è così dibattuto dalle prime ore del mattino fino alla sera in tutte le città, in tutte le radio, in tutte le trasmissioni delle persone, e invece si sentono solo banalità. Cioè, se tu pensi che usciamo da una settimana, 15 giorni di luna di miele mazzarriana, no? Dove abbiamo sentito le più grandi stupidaggini. Chiaramente, sia chiaro, le emozioni che le persone hanno manifestato la volta scorsa, io mi emozionavo, sono sacrosante, però purtroppo le emozioni non vanno in campo. Poi se c'è un calciatore che passa benissimo a 40 metri e uno no, tra uno del Real Madrid, e purtroppo quello non si frega niente delle emozioni, mi spiego, no? Poi la grande novità che posso dirti stasera, Valerio, perché potremmo divertirci a dire tutte le banalità, anzi invito le amiche belline e amici bellini poter dire, no, per divertimento, no, tutte le frasi fatte, poi alla fine Mazzarri non ha colpa perché ha preso una squadra in corsa, la settimana, cioè, evitiamole proprio, io salterei questo livello di analisi. E che ti do una notizia sconvolgente, Valerio: il Napoli partecipa al campionato di Serie A, che è un campionato a 20 squadre, e che una squadra X non se ne frega niente di tutte queste banalità, poi va in campo. Cioè questa Napoli centralità che ha una certa stampa napoletana, cioè, può essere divertente per i tifosi, se la possono credere, no? Noi abbiamo dato il peggio al Real Madrid, cioè arrabbiarsi perché hanno fatto le domande su Ancelotti, ma allo stesso livello che se Stio è la buonanima di Kubrick, dice che perché hanno fatto le domande su Kubrick, abbiamo Guido, quello è un genio e quello è Guido, no? Nel senso, la faccio su di me, no? Detto, cioè, quello è un allenatore che non allena e non sta in panchina in una partita di Coppa da 11 anni, cioè quando il Napoli di Mazzarri, per darvi un'idea, perché poi starò antipatico ancora di più, il famoso Chelsea, no? Cioè noi ci aggrappiamo a una partita, cioè per queste squadre gli ottavi di finale è come andare a comprare l'acqua al supermercato, cioè andare in semifinale è un fallimento, no? Tu pensa quanti anni aveva Kvaratskhelia quando il Napoli ha giocato con il Chelsea, e non penso che il suo mito fosse Mazzarri, Napoli, Chelsea, Cavani. No, e questo richiama il fatto che noi parliamo sempre del Napoli di Vinucci, non se lo caga nessuno il Napoli di Vinucci nel mondo, ricordiamo. Perché vi dico questo? Perché questa settimana fino a mercoledì ho ascoltato, poi mi sono preso un po' di pausa anche per le mie cose,
e credo che non è che mi siamo perso molto da giovedì adesso. Io temo che se si continua su questa deriva, mettere in testa ai calciatori, ai tifosi, un certo tipo di stagione, noi rischiamo veramente una stagione molto pericolosa, e non lo dico perché sono pessimista, io sono un inguaribile ottimista. Quando tra l'altro analizzo delle sbavature prima per non trovarmi dopo, e anche con la speranza che possano essere utili intanto a delle persone, non farsi venire malumore, però se mai qualcuno ci ascolta, detto, è meglio prevenire, no? È una fase banale, ma è vero che curare. Adesso a me non frega niente dire io ve l'ho detto col Monza, cosa, attenzione, dobbiamo impostare il campionato in un certo modo, eccetera. Adesso abbiamo vinto per distacco, abbiamo 14 punti meno dell'anno scorso, l'Inter 5 in più, 19 punti, dove sta sto distacco? La difesa e quello non è buono. Ma noi abbiamo avuto una grande difficoltà a segnare negli ultimi 14 partite del campionato, e quando non segni come oggi, le partite di oggi, e poi puoi anche beccarlo il gol, quando la società è silente su tanti torti arbitrali, e noi ne abbiamo avuti tanti nella girone di ritorno, abbiamo vinto il campionato, e quindi sono passati in cavalleria, e invece non dovevano passare in cavalleria, perché tu lì devi indirizzare il campionato. Quindi ci sono tante cose che non vanno. Ti faccio un esempio, no? Sono segnato e poi voglio lasciare solo spazio alle domande. Io non posso accettare che tu fai una domanda in Napoli ancora allo scudetto, ma non oggi che hai perso 3-0 in casa con l'Inter, ieri. Mettiamo in caso che ancora non abbiamo giocato con l'Inter. È una domanda stupida che una persona professionale non può fare, che può fare il ragazzino di 11 anni che sogna di vincere lo scudetto. Io oggi mi renderò antipatico. Se noi prendiamo gli ultimi 11 campionati, sono stati accumulati 993 punti per le squadre campioni d'Italia, cioè una media di 90 punti e qualche cosa, per 310 vittorie, che fa una media di 28 vittorie. Togliamo, diciamo, i vertici estremi, l'83 punti del maestro Sarri, 102 di Conte. Togliamo le 33 vittorie, prendiamo il campionato che si vince con meno vittorie, non prendiamo manco gli semplici, 26, prendiamo quello che si vince con meno vittorie, 26 vittorie. Il Napoli prima di stasera, togliamo la partita con l'Inter, quindi non è una considerazione dettata dal post-Inter, sì. No, non abbiamo ancora giocato. Aveva 7 vittorie, mancavano 25 partite. Per farne 26, quante ne dovevi vincere? Una squadra, ma non è un fatto solo numerico, perché lì subentra il fatto che tu stai guardando la squadra che dalle ultime 14 partite del girone di ritorno non ha mai vinto 3 volte di seguito e solo una volta 2 partite di seguito, e quest'anno lo sta confermando. Quindi è difficile pensare che una squadra che non riesce a fare 3 vittorie di seguito te ne faccia 19 su 25. E questo prima di stasera. Quando io dico tu puoi sbagliare 10 partite e Napoli ne ha sbagliate 6 su 13, un terzo del campionato, significa che si è bruciate le 3 partite che poteva sbagliare degli ultimi 12 campionati. Chi come collega ha festeggiato il pareggio di Inter e Juve non capisce niente di calcio, perché non è una sconfitta. Noi ci siamo avvicinati, loro sono in perfetta media guido, che da 23 anni non solo becca gli ultimi, ma becca i punti delle squadre. Cioè noi vogliamo vincere il campionato 84 punti, fatevi i calcoli di quante vittorie deve fare il Napoli. 84 punti, che è il campionato più basso dopo quello della Juve. Allora, mettere queste idee nelle teste, cioè attenzione, non sto facendo il discorso come quelli che a fine campionato qua vinci, cioè, il discorso è in realtà estremamente astratto, statistico. D'altronde, vabbè, cancelliamo tutto. Buonasera, io sono imbecille, come dico sempre, l'Opta ha dato l'1,4% al Napoli allora persone come me e persone anche molto più brave di me, che perdono un sacco di tempo nella loro vita a studiare, cinema, cose, cioè, e poi vieni mortificato. Non è che tu perdi il tempo a studiare così per banalità. 1,4% più vicino allo zero. D'altra parte, a matematica nemmeno conclusa, già cominciarono a pagare le scommesse del Napoli vincente. Vuol dire che si era capito, no? L'andazzo, che le altre già si erano giocate tutte le Nobel della matematica. Non si dà il Nobel delle sciocchezze che si dicono sul campo. Ci sarà una ragione. Ovviamente pagano molto di più, però
questo non è, attenzione, voler dare un tono crepuscolare disfattista, è tutt'altro, nel senso che è importante, io ve l'avevo detto, se dovessimo arrivare terzi, sono minuti che mi ripeto, e dissi stagione trionfale, neanche una buona stagione vittoriosa. Oggi si tratta di capire se noi possiamo fare una stagione decorosa o mortificante, perché qua ma ancora lo scudetto, il quarto posto. Ragazzi, ma voi pensate che la Juve non ti dà uno spuntone con la forza? Dopodiché, perché noi abbiamo un'unica certezza adesso, che ti ha mantenuto in galla una classifica molto deficitaria, no? Che non abbiamo perso in trasferta, quindi non hai le 2 sconfitte consecutive, però questa cosa non può, non perché uno può reggere per sempre, soprattutto con una squadra, soprattutto a Torino con la Juve. Quindi c'è intanto da recuperare certezze in casa. Noi siamo figli di un equivoco tattico, e quello ce lo portiamo appresso, e aver affidato tutte le nostre sorti al fatto che Mazzarri ci ha studiato, sa fare il 4-3-3, ha studiato Spalletti, mi preoccupava molto, perché in realtà è proprio quello che non dovevamo fare. Ma ormai è tardi, non puoi cambiare giocatori, sistemi di gioco e preparazione alla 13ª, 14ª di campionato, ma è un errore che noi ci siamo portati avanti sull'estate. La deontologia professionale ti impone, permettimelo Valerio, che se tu hai dato una notizia errata devi dare la smentita e la correzione, ma devi dare nella stessa forma, dimensione, minutaggio e visibilità. Nel senso, se io ho aperto un telegiornale con la notizia che Valerio ha i capelli fucsia, non puoi metterlo a fine telegiornale. Se gli ho dedicato 1 minuto e mezzo, non posso dire 1 secondo. Se l'ho messo tutta pagina sul giornale, sul sito, e tranne Gentiluomo di Antonio Corno, nessuno ha detto che era dichiaratamente, io mi ero permesso, una bufala il fatto che Garcia è sparito con i dati, come si chiama? Assolutamente non mi era arrivata la cosa. Sì, perché la smentita non mi è arrivata. No, però te lo dicono ai corsi di professionali in giornale, perché tu sei obbligato a dare non la notizia nella stessa dimensione, forma, importanza, perché noi io comunque l'ho data, sì, a pagina 18. Ma non gira. Oltretutto, Guido, tu lo saprai meglio di me, è cambiato anche il modo in cui si fruisce il giornalismo, perché i social danno risonanza a una cosa che conviene ai social, quello che non conviene ai social in termini di click, in termini di gradimento, non gira. Di conseguenza tu puoi, sono tutte cose come sempre che poi non solo non vanno in campo, mentre va in campo Garcia, che a inizio stagione aveva detto, e questa non girava questa notizia, De Laurentiis serve un terzino, fate voi se è destro o sinistro, è un difensore centrale. Hanno avuto uno scontro e le strade si sono divise prima ancora di iniziare il campionato. Io te lo scrissi, ma se capire in che cosa sei andato a mettere, ed è quello che serve. Comunque, insomma, oggi non è grave la sconfitta con l'Inter è una squadra solida, poi ci sono stati 2 sbavature arbitrali, però comunque ti dà proprio l'impressione in campo di essere una squadra solida, già dalla seconda parte del girone di ritorno dello scorso anno. È proprio solida mentalmente, è consapevole non solo del suo essere squadra, di dove deve arrivare, che è la cosa più importante, quello che tu visualizzi l'obiettivo e sai come arrivare. Poi può succedere, può inciampare, perché poi però è solida, mentre noi siamo fragili molto mentalmente da tutti i punti di vista, perché oggi dobbiamo ringraziare l'Inter che non ha infierito, perché si sta accusando Garcia, tutte queste cose, ma noi di nuovo abbiamo visto a un certo punto la squadra che ballava da tutte le parti, entravano come volevano, cose che abbiamo visto, no? La famosa partita con la Lazio che è stato crocefisso, ma oggi è stato molto peggio e ci è andata bene, perché comunque l'Inter ha giustamente dosa quella che è la stagione. Io l'anno scorso mi permessi di dire che la stagione dell'Inter era nettamente superiore al Napoli, diceva italiano è stagione, Napoli sì, ha vinto lo scudetto, però Inzaghi ha fatto tutte le partite possibili che poteva fare la sua squadra. Aspetta, Guido, pare ci sia, perché poi non ho sentito Mazzarri, non ho sentito niente, pare ci sia silenzio stampa. No, silenzio stampa di Mazzarri, non della società. Come di Mazzarri? Sì, è una cosa proprio che non si infatti. Vabbè, no, e allora io grido allo scandalo, e allora lo vuole proprio lui. È perché a questo punto, signori, si ritorna a cose che abbiamo già visto, quando tu silenzi solamente l'allenatore e non mi fai sentire che cosa sta succedendo. Io devo capire dalle parole dell'allenatore che cosa c'è dietro, e non me lo vuoi far capire.
No, Ma mi incazzo. una volta mi ricordo mi chiesero, io poi non lo volli dire per scaramanzia, eccetera. Me ne sono segnati, perché Sebastiano Rossi, Panucci, Maldini, Albertini, Filippo Galli, Franco Baresi, Desailly, UEA, Savicevic, il genio, Costa Curti, Coco, Ambrosini, Roberto Baggio, Boban, Tassotti, Davis, Simone, Eranio, Vierkovud, Vutovic, Marco Simone. Marco Simone, fortissimo. Simone, Blonkovic, insomma, questo era uno squadrone. Il Milan veniva da uno scudetto, anzi nei 5 anni precedenti aveva vinto 4 scudetti, di cui 3 consecutivi. La narrazione a volte confonde le idee delle persone. Per trovare una squadra che aveva vinto 3 scudetti consecutivi, perché poi la Juve bisognava andare solo al Grande Torino, che era stato sconfitto dalla guerra perché non si era fatto il campionato, poi si riprese a vincere 4 scudetti consecutivi e poi dalla drammatica tragedia di Superga. Quindi prima di quella data, negli anni 50, nessuna squadra, nemmeno la Juve e l'Inter, hanno mai vinto 3 scudetti consecutivi, solo al massimo 2. Quindi il Milan di Berlusconi vince 3 scudetti consecutivi, poi lo vince la Juve e poi lo rivince il Milan. E attenzione, tutti parlano di Sacchi, ma era il Milan di Capello che vinse quegli scudetti. Capello va al Real Madrid, perché per quanto sei il Milan, per quanto sei tutto, se ti chiama il Real Madrid vai. È il 1996, quindi Berlusconi ha già vinto le elezioni nel 94 ed era presidente, diciamo, vicario, perché poi il presidente vicario era Gargliani, ma faceva funzione di presidente. È preso al posto di Capello Oscar Washington Tabárez. La stampa incomincia a rompere le scatole, anche mossa un po' dal fatto che Berlusconi non lo apprezzava molto per le sue simpatie di sinistra. Poi Berlusconi in quel periodo diceva mangiano i bambini, cioè, Tabarez non voleva sapere niente. Gentiluomo, grandissima carriera leggendaria fino alla fine, anche con la malattia ha continuato a allenare, a vincere, a soffrire per la sua squadra, insomma un uomo di calcio, cioè. Il Milan non parte né male né bene, va maluccio, viene esonerato Maluccio per la squadra campione d'Italia, con una squadra che era pazzesca, aveva perso solo Donadoni e Lentini, cioè, per dire, non è che era stravolta, e chiamano a furor di popolo, anche per intuizione di Galliani, Arrigo Sacchi. Conosce l'ambiente, il Milan quell'anno arrivò 11°. Il campionato era 18 squadre, aveva praticamente la qualificazione in pugno in Champions League, UEFA Champions League, perché si era passati i gironi, doveva solo pareggiare o non perdere, e perse in casa l'ultima partita e fu eliminato anche in Champions League. E questa cosa poi, diciamo, la gente non ricorda di questo grande ritorno di Sacchi. Quell'anno perse 1-6 in casa con la Juventus, perse 1-3 in casa il derby di ritorno, fece 0-0 al San Paolo con Napoli, perché Napoli arrivò 13° su 18. Quindi la storia un po', non dico che sta succedendo o succederà, però piuttosto che le banalità, cioè, i numeri, le prestazioni, invece però basta. Se volete fare domande, c'è da cambiare mentalità, e questo voglio dire, ma da parte dei giocatori. Ma se la narrazione è tutta da un lato, Garcia è scarso, e quello è scarso, quello là, ovviamente tu ti appoggi a questo alibi, anche se le cose vanno male, comunque è colpa di Garcia perché scarso non ci faceva allenare, e la difesa, gli spazi. Questa è la paura mia, che si crea l'alibi degli arbitri, esatto. E quindi ognuno si continuerà sulle proprie scelte. Aldo ti chiede: mi piacerebbe analizzare la causa di tutto ciò, Guido, intendo questo rendimento, partendo dalle partite del girone d'andata dell'anno scorso. Ecco, c'è un altro amico che aggiungeva anche le prestazioni di Kvarai Osimhen in calo da aprile più o meno dell'anno scorso. Allora, il Napoli ha fatto non bene, benissimo, in maniera disarmante, se devo usare un termine, disarmante il girone di ritorno, perché ha disarmato non solo calcisticamente ma anche psicologicamente. Adesso azzeriamo tutto, no? Gli avversari, perché così come il campionato ha 20 squadre, queste squadre adesso, come la Juve, non è che ha timore perché il Napoli ha preso Mazzarri conoscibilmente, in realtà semmai è stimolata, no? Quindi ci sono anche aspetti psicologici che possono funzionare come carburante per gli altri, come, e lo è stato, quindi non è una frase mia, al contrario l'anno scorso, al contrario per noi, quello che ha fatto Spalletti, che sentendo forse le mie parole ha detto: io vi farò scoraggiare,
Ah, è E bellissimo lui non volle, io dissi io voglio 45, parliamo di scudetto, però se facciamo 48, vabbè, a questo punto 50. E poi ho detto secondo me vincerà lo scudetto adesso perché darà il massimo in queste giornate. Ho detto la squadra ha giocato bene, un gran calcio, eccetera. Ci sono state qualche sconfitta di troppo, probabilmente non preventivata delle competitor, però le squadre possono migliorare, possono peggiorare. Si è sottovalutato, primo aspetto, che comunque c'è stato un miglioramento di alcune squadre, Juventus e Inter. Poi la Juve ha mollato un certo modo perché sapeva della penalizzazione, però Allegri ha incominciato a inquadrare la difesa, questo non è stato valutato, che la Juve ha incominciato a essere tosta in difesa, quello che è l'Inter molto tosta. Noi abbiamo avuto dei momenti di usura, perché probabilmente quel sistema di gioco, quel modo, quei calciatori che sono andati benissimo, non parliamo di over personale, però tu nello sport hai anche bisogno di variare, no? Variare i colpi, variare gli allenamenti, tu hai dato quel massimo, hai visto una certa usura. E questa secondo me è quella che ti sto per dire, la chiave di lettura, che poi ovviamente è veramente unica perché va in controtendenza a tutto. Qual è una delle frasi che si sente dire più spesso da tante persone? Benitez ha lasciato le macerie. E se io ti dicessi che Benitez ha lasciato tutt'altro che macerie, come per esempio Mourinho, Benitez ha fallito una qualificazione UEFA Champions League, quella del quinto posto, perché tra l'altro quegli anni andavano 2 squadre più il terzo, non 4, quindi già il confronto non è omogeneo con no? Assolutamente l'ha fallita, è numerico, però ti ha cambiato tutta una percezione non solo sportiva, di desprovincializzazione della società, della cosa, si va a Milano, si vince, via questo 3-5-2 che è un sistema. E lì c'è stato il cambio filosofico proprio del Napoli. Ma soprattutto un tessuto di giocatori che sono durati 8 e più anni, che ti hanno portato, lui ha fallito assolutamente la qualificazione UEFA Champions League, attenzione, però la struttura, il cambio societario, ma meno mentale, la struttura dei giocatori era talmente forte che tu sei andato molte volte, perché non ha sbagliato un acquisto, manco il famoso Zapata. Non mi parlate di De Guzman perché lui non lo voleva, non voleva giocare, ma quelli Vabbè, lo disse anche ADL, che lui aveva le liste e stesso ADL arrivò alla quinta, sesta scelta, lo disse stesso lui. Quindi nella pari e patta, è vero che quell'anno non andando in Champions League hai avuto un danno anche economico, però andando tante volte con quei giocatori dopo, insomma, hai lasciato una legacy. Spalletti ha vinto un campionato leggendario per come l'ha vinto, per quando l'ha vinto, una squadra che faceva pochissimi falli. Il Napoli oggi ha fatto 2 falli, nessun collega ha detto non hanno fatto i falli, col Gassia l'hanno crocefisso. Gli amici Bellini sono a te. Bellini sono esatto. E questa è la narrazione. Spalletti, nel senso, lo scudetto rimane come almanacco, come corpo leggendario, epico, lo ringrazieremo per tutta la vita, sia chiaro, attenzione, io parlo di legacy. Ma ti pare normale che un allenatore che sta vincendo quel tipo di scudetto in quella città, in quel modo, la società vince lo scudetto e il presidente sta in un'altra città? Tu l'hai mai visto una cosa del genere? Ti pare normale che la preoccupazione di Laurentiis era far sapere alle società, non è il fatto di Spalletti della PEC, quella notizia che ha detto De Laurentiis non è stata detta per Spalletti, litigio, l'agendina, è per dire volete le Spalletti, dovete venirmi a pagare, e non l'hanno voluto pagare nessuno. E la nazionale sta giocando su un cavillo. Ti pare normale che tu vinci uno scudetto, una festa meravigliosa, organizzata benissimo, e tu dici in Mondovisione squadra la puoi allenare? Nel senso che se ne va Spalletti, ma se ne va tutto. Questo è stato l'errore stagionale, e rispondo alla domanda. Cioè pensare che metti Valerio, Guido, Garcia, chiunque, che invece, perché tanto questa squadra è perfetta, il 4-3-3, è fatta per il 4-3-3, gioca benissimo, ha vinto per distacco, quando invece, questo è il peccato originale, rispondo alla domanda, era il momento di azzerare, proprio non solo mentalmente, gioco, mentale di tutto, perché a parte il campionato lo ringraziamo, quella legacy si è conclusa. Non è come quando andrà via Mourinho dalla Roma, che lo critica e ci fregherà il quarto posto, io lo dico dall'inizio stagione.
E infatti sono molto curioso di sapere chi prende la Roma, perché se prende un allenatore come Conte, un allenatore carismatico, significa che vuole proseguire un certo tipo di discorso. Se scende con un allenatore che ha lasciato una lega, la Roma sono 3 anni che fa il tutto esaurito ogni partita, pure di Coppa Italia all'Olimpio, e questa cosa non viene all'inferno del Sampa, tutte le partite 63 minuti, tutte, e non hanno lottato per nulla, ma non hanno lottato per lo scudetto, è stato eliminato in Coppa Italia al Cremonese, ve lo ricordo, come noi, no? Non ha lottato per nulla in campionato, non si è mai avvicinata ai primi posti, però ha vinto la Conference League perché Mourinho l'ha fatta diventare epica. Certo. Guido, visto che mi stai facendo questo paragone, e lo so che questo paragone è disomogeneo perché entra in un altro sport, esattamente, però stai parlando di una cosa che si lega un pochino a quello che dice Alessio. Analogia che faccio da 6 mesi con la Formula 1: se vinci il campionato e non cambi il motore alla macchina, l'anno successivo arrivi ultimo. Esatto. Ma questo sì, è vero, e tu dici, ma come davamo è uguale, però se è usurato, se hai dato già troppo, devi comunque rimetterti in pari. Io dicevo a inizio live, essere un po' più pessimisti, non essere convinti che tutto può andare sempre bene. Nelle battute, no, poteva sembrare una frase banale sul fatto con cui è iniziato il fatto che il campionato il Napoli gioca con 20 squadre. Non è che le altre squadre dicono sì, avete vinto. A guardare. No, non solo, ma il fatto che ti studiano, prendono spunti, imparano, e quindi tu per essere leader devi cambiare continuamente, no? Cioè la Apple, quando eliminò il floppy disk, eretici, come fate a nominare? Adesso non lo trovi manco usato da aggiungere a parte, sta eliminando la presa USB per fare un esempio non voglio fare pubblicità alla Apple, che è già tra miliardaria, fa parte della logica dello sport. No, anche uno sportivo che vince sempre, allora, se tu ci parli che sia uno sport singolo di squadra, ti dicono la difficoltà non è solo le famose motivazioni, è proprio variare gli allenamenti, perché poi mi ricordo un famoso scambio tra la Evert e la Narrativa, che si erano incontrati tante di quelle volte, in uno scambio giocò quasi con una cosa di scacchi, no? Che a un certo punto lei la rimproverò, questo tipo di cosa, tu passi da quella parte, da quel passaggio, e lei dice sì, ma proprio se lo dissero, però io pensavo che tu avresti pensato che avessi no, ho detto, lo sport è fatto di sfide continue che tu ti devi lanciare, non di sederti sulla poltrona. Io ho vinto per distacco, non devo cambiare nulla perché sono più forte, sono stato più forte, come posso rimanere più forte? Questa era la domanda. Invece noi ci siamo fatti cullare da questa narrazione, abbiamo vinto per distacco. Adesso è molto mortificante che gli altri ci guardano, in manco un terzo del campionato ci guardano per distacco. Non puoi perdere così tanti punti in un terzo, e invece li abbiamo persi, pensate un po'. I tifosi erano contenti quando abbiamo preso Mazzarri, i tifosi delle altre squadre erano proprio bravi. Teodoro da milanista dice: avete una cultura sportiva calcistica davvero lodevole, e ringrazio. Ma che cosa fa insultare, fermarsi al banale, all'arbitro, come si chiama? Tra l'altro lo sport è molto affascinante, perciò ti dicevo, se ne parla troppo, allora a questo punto dovremmo essere tutti esperti, visto il livello basso poi, e invece è complesso, affascinante e a volte crudele nel senso sportivo. Pensate quella famosa finale Bayern Monaco Manchester United, no? Che perdono in 1 minuto e mezzo nel recupero una coppa, non una coppetta, cioè, quello fu cruele, poi se la sono rivinta anni dopo, quindi è romantico, quindi togliamola, cioè, la violenza verbale. In questo momento ci sono squadre oggettivamente che sul campo sono più forti del Napoli, è vero, cioè, non è manco da sportivi dirlo, è solo vero. Solo la cronaca. L'anno scorso il punto non è questo che loro sono più forti che noi, e noi lo siamo stati bene l'anno scorso, è perché noi abbiamo fatto così male pur avendo un vantaggio. Questa è la vera domanda. Invece di dire che il sindaco è juventino, visto che la responsabilità del terreno di gioco, quella sì, del terreno e del Napoli, io sono un po' preoccupato, lo sto dicendo da un po' di settimane, sullo stato del terreno di gioco sull'erba del San Paolo, perché adesso è troppe, e ve l'ho detto settimane fa, sono diventate troppe le zolle bruciate. Sarà la stagione, il cambio di stagione, tra l'altro una stagione caldissima, cioè, però ho detto per anni era veramente un tappeto, un biliardo. Oggi nell'inquadratura abbiamo televisione 2K, 4K, si vedono molte zone criticità. Poi lo facciamo questo famoso stadio, cioè, però intanto il terreno del gioco, infatti nessuno ci può
non può calpestare, non puoi, anche quando fanno il tour non puoi entrare, a parte che si rovina l'erba, perché la manutenzione dell'erba del San Paolo quello aspetta la società sportiva Calcio Napoli. Ecco, io per esempio su quello sono preoccupato, soprattutto per una squadra che pur con un risultato inferiore a quelle che sono la volontà, le aspettative, i desideri, comunque gioca palla a terra, e quindi avere un terreno di gioco non è solo un fatto estetico, è un fatto anche di infortuni, un fatto di prestazioni, di tempi di gioco. L'erba del San Paolo. No, Di Marco che sfotte Mazzarri nella foto ufficiale col segno dell'orologio. Io quando poi parlo del meme si porta dietro tutta una serie di vedi, manco a farla apposta, io non ho tutti Instagram, manco a farlo, che ti ho detto, vedi, nella scherzo, nella mia cosa, ci sono 19 squadre, non è che loro lo vivono, hanno preso Mazzarri, prendiamoci paura, addirittura può essere il contrario, hanno preso Mazzarri, ok, Napoli non è più una lotta per lo scudetto. Poi è chiaro che di fronte alle telecamere anche un Inzaghi, mi aspetto, non l'ho sentito che dica no, è ancora lungo il campionato, il Napoli gli avrà fatto, sono sicuro, i complimenti saranno stati anche sinceri, attenzione, ma sono frasi di circostanza, come l'anno scorso Maldini, quando si arrabbiò Maldini, un gran signore, cioè Maldini. Con Spalletti, stai vincendo? No, hai vinto, gli disse. Hai vinto? Anche Mourinho gli disse, ma perché lo sa uno sportivo che ormai l'ha vinto. Cioè, Maldini, stiamo parlando di una leggenda del calcio, ma ci inchiniamo e basta, no? Poi lì, capito, non di fronte ai microfoni, perché quello fu rubato quel dialogo, no? Quindi senza la facciata di circostanza tu dici mister, hai vinto, non assolutamente. Ciao Vale, dice Pino. Valerio, scusa, ma ci sta, perché mi sembra che negli ultimi 17 anni l'Inter ha vinto il San Paolo una sola volta. Quindi ma no, hai ragione, me l'ero segnata sta cosa. Eravamo imbattuti da 16 anni. Quindi significa che per loro è stanno facendo molto bene, cioè per loro significa che è la partita che gli fanno capire che vinceranno lo scudetto, comunque che lo devono andare a vincere, insomma, è solo nelle loro mani a questo punto. Ovviamente la Juve sta lì, come Ancelotti lo disse quando vinse al San Paolo 2-1 con la Vezzi, che fece comunque il gol da terra, ha detto noi capimmo che è perché noi prendiamo sempre mazzate, e Conte quando fece 3-3 al San Paolo, perché negli anni di primi anni di Laurentiis, anche tornando dalla B, la Juve perdeva al San Paolo, ho detto, quindi sono quelle partite per queste squadre, dicevo, che solitamente prendono, mi aveva detto, per loro è una partita importante, ci sta che a parti invertite avremmo festeggiato, no, ci sta, per loro è una partita molto importante perché riprendono la testa della classifica e prendono 3 punti in uno stadio che storicamente negli ultimi 17 incontri con Conte il 2019. Allora era sbagliato la cosa. No, però ho detto, negli ultimi parecchie stagioni tra vittorie e pareggi non è uno stadio che a loro ha portato molti punti. Sì, Guido, visto che mi stanno arrivando parecchi fotogrammi dell'abbraccio abbraccio o fallo di Lautaro sullo Botka e anche l'intervento su Osimhen, per cronaca e non per alibi, perché ci tengo moltissimo al tuo, perché tu sei sempre stato obiettivo. Il secondo è nì. Il problema del primo, molto semplicemente, il primo è abbastanza evidente, Valerio, non si tratta di piagnoni, eccetera. No, è appunto, io mi fido. Capire perché con Lecce Milan per semipestone, perché il VAR è intervenuto, è un grande VAR, ti spiega, no, perché dovevo intervenire lì, e quindi oggi non può intervenire perché è un episodio di campo, anche quello, poi, cioè, io lo so, nel senso, però, diciamo, questa narrazione ondivaga e ambivalente non mi piace. Quello è fallo, perché non solo c'è la gamba, poi quando trascinano lo abbraccia con le 2 mani, però non è tanto che non mi attacco a questo, tu lo sai come la penso su queste cose, tra l'altro voglio sentire se poi ci sono audio, no? Perché io voglio vedere le cose che migliorano il sistema. Stiamo andando a migliorare in genere, a prescindere che poi hanno penalizzato meno la tua o un'altra squadra. Che De Laurentiis, non so se è stata una sua scelta, una scelta di Mazzarri, una scelta della società, non manda Mazzarri, no? Però Di Lorenzo cioè questa cosa poi porta a migliorare. Mi sembra tutto molto, anche questo, anche la reazione societaria del post partita mi sembra un divago. Non parla nessuno, o parli, dici era fallo, da quel fallo è nato un gol, e poi parliamo di quelli che sono stati errori nostri di campo, la bravura dell'Inter, cioè, molto semplicemente
certe cose non devi neanche caricarle eccessivamente, nel senso quello è più facile. Il rigore, il tocco c'è, è lieve, non lieve, tocco c'è, però ci sono, Valerio, e finisco, degli episodi, te lo dico sempre, come tutte le cose nella vita, è come se tu suoni il giro di do e suoni l'arpa, che è difficilissima come strumento musicale, no? Un episodio a volte può essere proprio complesso perché al limite hai 3.000 persone che ti coprono e borderline, degli episodi che sono banalissimi, come un errore facile, un errore difficile, quello non ci perderei molto tempo perché c'è un fallo molto semplice. L'arbitro anche lì vicino l'ha visto. La cosa che mi inquieta è questa, che lui l'ha visto e l'ha valutato così. Questo mi inquieta. Perché se non l'avesse visto o era una cosa complicatissima, diciamo è sfumato, sono quelle cose che nella piega del regolamento eccetera, allora diceva guarda, però comunque è veramente molto difficile. La cosa talmente banale, però quest'anno è così e la cosa importante è che c'era Patti Smith allo stadio, che insomma che non mi è simpatica, lo sai, non mi è simpatica. Da come hanno dato la notizia su Canale 21, la decisione di non parlare stasera è stata di Mazzarri, non della società. E allora ha sbagliato, secondo me. Però vedi, perché molti mi stanno dicendo forse non ha parlato per non alimentare il personaggio per gli episodi, sai, per non lamentarsi, perché lui ha detto io ho imparato, ho fatto uno studio di simpatia eccetera eccetera, e io qua insisto, ecco perché io non sono contro Mazzarri, io sono contro la scelta di Mazzarri, perché ti limiti in cose logiche che devi fare per il normale svolgimento di un campionato. Mourinho, che non è simpatico a me, vince una partita oggi con la Roma, l'ha vinta ieri, sì, e lo stanno dicendo, l'ha vinta ieri con quelle dichiarazioni, e lui è abilissimo, e anche a costo di sentirsi dire ti lamenti eccetera eccetera, l'ha vinta ieri Mourinho, perché il rigore per la Roma di oggi è inventato, è assolutamente inventato. Mazzarri, avendo tutto questo pregresso del personaggio, delle scuse eccetera eccetera, non può dire anche cose che sono attenuanti logiche, per esempio non avere terzini e adattare Nathan è un'attenuante logica che io da tifoso che faccio l'analisi capisco, però visto che lui è quello delle scuse non può nemmeno dirlo più di tanto. Idem per quanto riguarda il discorso degli arbitraggi, che può essere poi visto come un pianto eccetera eccetera, e idem Guido, e qua ritorniamo al peccato originale di cui tu ci hai parlato in varie cose. Se lui vuole cambiare modulo dovrebbe essere perfettamente padrone di farlo, trovarsi più a suo agio, se vuole passare a 3, se vuole fare le cose, e invece si trova costretto a partire sempre dal 4-3-3, e questo è l'errore. La scelta di Mazzarri poi vincerà lo scudetto, la Champions League e tutto, e io sarò contento e gli farò i complimenti proprio personali. Non è per una questione di uomo, attenzione, non c'è nessuna simpatia, è totalmente sbagliato, perché proprio filosoficamente che anche la gente si è fatta fregare delle parole, cioè non è un traghettatore, cioè lui ha tutto il diritto, l'ambizione, la serietà, la professionalità di rimettersi in carreggiata, però tu non puoi far rimettere in carreggiata un allenatore con una squadra campione d'Italia che deve evitare di fare un campionato umiliante. Cioè è proprio sbagliata filosoficamente. Il traghettatore è direi, cioè tu chiami il buon padre, io ve lo dissi, il buon padre di famiglia, che anche se diceva ma quello ormai è andato in pensione, non fa niente, anche lui conosce l'ambiente, che non ha nessuna velleità, nessuna ambizione, ma anche tosto, che come dissi, come è successo a Milano quando richiamavano Dan Peterson, dice questo esempio, che lui disse, un allenatore tra l'altro leggendario rispetto a no? La gente che ormai lo conosce per le pubblicità, ma è stato un allenatore che ha vinto anche la Coppa Campione, e dice non pensate che io sia qui, no, il traghettatore a fare figure, no? Allora, e direi, diciamo, è una realtà che non c'è l'ambiguità, il contratto rinnova se fai il quarto posto scudetto, io devo continuare, devo finire il campionato, devo far sputare sangue, e noi dobbiamo essere una squadra che fa bene e che comunque altre squadre hanno rispetto nell'affrontare. Quello è il traghettatore. Mazzarri si sta rimettendo in posto legittimamente, cioè non sta facendo nessun torto, ma infatti non poteva servire traghettatore, tu devi farlo, sì, il quarto posto, perché altrimenti bravo, se traghetti te ne scivoli tranquillamente, tu devi andare con la liscava, devi andare veloce. Non è un traghettatore, è un allenatore che deve rimettere, anche perché non ha 90 anni, diciamo, cioè ancora non è, ha un paio di anni in meno di Spalletti, ragazzi, cioè non è un allenatore che ha 75, è più anziano Gasperini,
Quindi proprio le parole, io quando dissi dobbiamo rimettere l'italiano al centro del villaggio, no, al centro delle discussioni, se no poi non diciamo, non è un traghettatore, cioè è ovvio che tu dici l'ho preso come facente funzione di traghettatore, ma non è la persona, è il migliore, la scossa, si allenano col sorriso, sì, e noi perdiamo col sorriso, ma se vi fa piacere perdere col sorriso? Beluso in conferenza è stato chiaro, il mister ha preferito non parlare per evitare di essere squalificato per le prossime, aggiungendo che la società lo vuole in panchina. Ma è sbagliato. È un atteggiamento di una debolezza inaudita. Lo può fare Mourinho, che poi invece parla, perché Mourinho mette una pressione addosso a tutti, alla stampa. Ma Meluso a chi la mette la pressione? Con tutto Mourinho, il bene. Anche se ha sbagliato dei campionati, attenzione, io non sono un muriniano, ha fatto un solo grande errore nella sua carriera, per presunzione, penso che poi ha imparato, uno, cioè non è che ha fatto tutti campionati spettacolari, però al Real Madrid, perché nel Real Madrid qualunque allenatore è sempre meno leggendario della leggenda del Real Madrid, e lui è lo special one, no? Quindi lì non ha capito che tu, anche Ancelotti in questo è molto bravo, per quanto è stravincente, cioè riesce a essere sempre un passo indietro. È vero. Quindi, però quando io vi dissi all'inizio della stagione, secondo me solo Mourinho, di quelli che conosciamo nel stretto giro, non in tutto il mondo solo Mourinho, perché è ovvio, dice ma gioca male, è bollito, l'anticalcio, quello è un altro discorso, perché è uno che se dice il giocatore una cosa o non dice il giocatore una cosa, o sembra attaccare un giocatore, il giocatore lo seguiranno, tutte le squadre, hanno sempre detto, lo seguiamo, ma perché? Perché lui dice io ho vinto qua, io ho 3 Champions League a casa, diciamo, cioè, non è che ho 2 coppe UEFA, eccetera, più di Spalletti, no? Mourinho, siccome è l'allenatore moderno, nel senso che questo è l'errore, no? Maestro Sarri, eccetera, l'allenatore moderno purtroppo al giorno oggi la componente extracalcistica, di amicizia con la stampa, psicologica, di provocazione, di glamour, eccetera, non so qual è la percentuale, ognuno può dire la sua, ma è fondamentale, quindi non è un allenatore bravissimo, lavora sul campo al 100% è quello, no, quello è una percentuale 50, 60, 70, 25, eccetera. Però l'altra componente è fondamentale, tant'è vero che molti allenatori, che siano un Klopp, che sia un Guardiola, lo stesso De Zerbi che è accompagnato da una stampa, cioè ha preso 26 gol De Zerbi in Premier League, però sembra che sia, io non ce l'ho con De Zerbi, un santone in Italia, però la componente extra calcistica al giorno d'oggi è fondamentale del calcio moderno, e Mourinho è stato il primo, no? Cioè quando lui arrivò all'Inter, ha detto io non sono un pirla, viene annunciato alla Roma, dai, però è così. Mazzarri, non sono più quello di prima, ho studiato, adesso sono simpatico. Ti sei dato la zappa sui piedi. Oggi tu vai in conferenza stampa, o fai la guerra o giochi con l'ironia, ma se tu non partecipi mi hai fatto perdere. Hai perso, non partecipi, hai perso. Egregio dottor Gentile, ho finalmente scoperto a quale attore assomiglia Jude Hirsch in Independence Day 1. Io? Yeah. Quando ero giovane, forse sai, quando ero giovane, ma vi dovrei far vedere le fotografie, alcuni dicevano Massimo Troisi, che era immenso, proprio non scherziamo, proprio però non ho mai avuto, faccio una piccola parentesi, questa velleità. Una volta presentai la rivincita di Natale, cosa brevissima, poi rispondo, lui legge la domanda e rispondo. Gianni Cavina poi mi fece, persona adorabile, simpaticissima, mi fece i complimenti, quindi andate a vedere di che anno è la rivincita di Natale, avevo i capelli molto più neri, cioè, disse però tu dovresti fare l'attore, ho detto no, e me lo disse una volta, 2 volte, 3 volte, alla terza volta io risposi con questa battuta, lui si fece una risata incredibile, ho detto ci sono troppi cani attori in Italia, non voglio aggiungerne un altro. Con 3 persone, poi ci fu una donna che insomma non voglio citare tutto, sennò perdiamo tempo a parlare di queste cose. Comunque l'ho pubblicato, Killers of a Flower Moon, quindi in realtà aspettavo una vittoria, eccetera, però ho detto pubblichiamolo perché rischiamo che non. Quindi trovate il video sul film del maestro, quello sì, Scorsese, dove tra l'altro non dico ogni 5 parole maestro, capolavoro, mi è piaciuto, come si trova in tanti video. Chi avrà la pazienza, la cortesia, il desiderio insomma di approfondire 14 minuti di video sul film di Scorsese lo trova sul mio canale. Chi vuole essere così gentile
da iscriversi, non lo dico mai, per una volta, visto lo può fare. Noi abbiamo non un obiettivo, non una sfida, una simpatica, insomma, goliardata con Valerio, perché poi che sarebbe carino che Valerio raggiungesse i 20.000 iscritti prima di Capodanno, li raggiunge prima, dopo è destinato a farlo. A questo punto io mi lancio una sfida molto più pezzente, cioè di raggiungere 1.200 iscritti per Capodanno, insomma, ma è una goliardata, soprattutto io non ho quella, no, insomma, quella, non neanche una questione di ambizione, quell'ansia da prestazione, perché insomma vivo dal vivo questa cosa, però Valerio è quello che mi stimola. Chiusa questa parentesi, per il primo tempo sì. Bravo Guido, perché sembra una domanda banale, però io sono confuso, nel senso che quello che dicevamo all'inizio anche con Garcia, che il Napoli dura mezzo tempo, un tempo, a volte il primo, a volte il secondo. Io non ero troppo deluso dal primo tempo. Dove ci ha fregato l'Inter, a parte che è molto solido. Innanzitutto noi non segniamo con queste squadre, che è un piccolo particolare. Quindi poi se fai un errore lo paghi, se ti fanno un gran gol, perché gli altri gol da fuori area lo fanno. La prima cosa che dovete valutare è che poi a un certo punto il Napoli l'ha avvertita questa cosa, che l'Inter quando attaccava con molti uomini. Caratteristica loro. Noi, ma 4 erano di base, e cambia molto, e tra l'altro hanno dei movimenti in attacco interessanti. Noi non sempre attaccavamo con molti uomini, però nel primo tempo, diciamo, si è andati un po' a sprazzi. Lo sappiamo, i primi minuti e mezzo, tra l'altro c'è stato un bel tiro di Elmas, poi Elmas ha fatto un altro tiro. Noi prima del gol comunque abbiamo preso una traversa con Politano, il Napoli è andato un po' a sprazzi, però ha mostrato una certa voglia. Secondo me ci sono stati, non voglio degli errori, io avrei fatto il contrario, ma non col senno di poi, l'ho scritto a un amico anche prima, io avrei giocato dopo con Osimhen, perché si è visto che è ancora fuori forma. Preferisco metterlo, non fa niente, che dice ma chissà come va la partita, però è parecchio fuori forma, e gli abbiamo regalato un po' un uomo, non è inciso, non perché dobbiamo colpevolizzare i ragazzi. Tra l'altro Simeone come sta accumulando troppo propellente in panchina, però il primo tempo non puoi dire, poi però che abbiamo fatto male, e loro erano bravi. Quando hai visto che praticamente loro attaccavano con tanti uomini, Nasa tra l'altro è stato molto prudentino, quindi non si alzava quasi mai sulla linea di centrocampo. Però poi c'è questo difetto, che noi veramente prendiamo dei gol a fotocopia, Valerio, perché Garcia, la preparazione Garcia, ma il gol che abbiamo preso non è uguale a un gol che abbiamo preso col Milan, con altri giocatori. Il gol, parlo di Barella. Sì. Non è una fotocopia. Percussione centrale, e io il giorno dopo devo cercare chi è un po' in ritardo, che non sta messo bene. Abbiamo preso non solo col Milan, più di un gol l'abbiamo preso così. Non che stiamo salvando Garcia, quindi ci hanno studiato gli avversari, perché il 4-3-3, soprattutto se sbagli delle scalate, ti può predisporre. Poi comunque lì hanno sbagliato 2 centrali, sia Nathan che Ostia. Il Napoli ha fatto 2 falli oggi, 2 falli, e non che lo stiamo colpevolizzando, e quello è il DNA del Napoli. Assolutamente. Tra l'altro lo stesso movimento che abbiamo preso con, diciamo, Nathan con Real Madrid. Questo è un complimento di Francesco che mi tengo stretto. Guido, siamo alle 2 ore e io ho il che fare. Questa è una curiosità. Io avevo letto che era per i TikToker, non lo so se in generale per tutti i content creator. C'è una decisione della FIFA di dare l'accredito praticamente ai content creator che non sono necessariamente giornalisti. Io la trovo una cosa terrificante. Da content creator la trovo una cosa terrificante. Francesco ti chiede che ne pensi. Mi dai 2 minuti questa, oppure sì. Non li abbiamo? No, perché azzeriamo tutto quello che abbiamo detto, tutto sbagliato, cioè io mi vergognerò di questa mia partecipazione, però questa credo che 3 convegni fa, sì, il convegno si fa ogni 3 anni, ma l'anno di Covid saltò, eccetera, cioè il convegno nazionale dei critici. Io faccio parte sia dei critici cinematografici che dell'ordine dei giornalisti, entrambi. Non tutti i giornalisti sono critici cinematografici, però per essere critico cinematografico prima devo essere giornalista.
Mi ricordo una cosa che mi ha inquietato e che col senno di poi è la domanda che tu mi hai fatto, no? Che ci fu la lettera del presidente del sindacato di una neo iscritta, tra l'altro era una ragazza, una donna, che praticamente, no, come se, non è tecnicamente la formula corretta che sto dicendo, è come se rassegnasse le dimissioni, no? Era appena il sindacato, ha detto io non ne voglio fare più parte, e fu molto canzonata questa ragazza, tra l'altro non cogliendo anche il tempo, no, di quello che sta avvenendo nel mondo, fortunatamente, di un certo tipo di riacquisizione di un certo tipo di valori, anche di diritti da parte delle categorie a volte disagiate, e in particolare per esempio delle donne, no? E io, che sono arrivato sul web tardi, non è il mio mondo, eccetera, avevo appena conosciuto questo mondo, perché anche se io sono arrivato tardissimo, vi rispondo, mi sono trovato la domanda è tosta in una situazione particolarmente scomoda, cioè forse è la persona più adatta a cui fare questa domanda, perché quando io ho fatto il primo video su YouTube, sapendo che aveva fatto tanti difetti, non è che non avessi guardato, studiato, però sapevo già della sensazione, a parte di disagio di stare davanti al telefono, di disagio psicologico, perché io alle spalle, all'epoca quando ho fatto questo, avevo migliaia e migliaia di presentazioni, non perché la sto tirando, fai conto Valerio che per oltre 20 anni io presentavo tutte le settimane, o lunedì e il giovedì un film, o venerdì e martedì, tutte le settimane, tranne quando sto ai festival, e in estate quasi tutte le sere. Devi aggiungere le conversazioni di cinema ogni 3 settimane e le lezioni. Quindi parliamo di una persona che non aveva mai fatto un video su YouTube, ma aveva migliaia di appuntamenti professionali. Allora, perché questa cosa? Perché poi ti sei trovato ai festival, questa ragazza disse una cosa tremenda, no? Vera, e io mi accorsi e ho detto che, diciamo, il sindacato non aveva accolto, a prescindere dal fatto delle donne, eccetera, il cambiamento dei tempi. Perché detto, io mi aspettavo determinate cose, un comportamento anche corretto, non dico determinate garanzie, ma anche un certo tipo di blasone, eccetera. E invece è una casta all'interno di una casta, quando nel frattempo stavano nascendo e proliferando questi youtuber, che adesso prendi 2 youtuber del mio settore, che non mi vedono proprio, cioè migliaia e migliaia di visualizzazioni, di iscritti, che però non hanno manco un'ora di insegnamento, per esempio, non è una questione di invidia. Siccome nei festival c'è una gerarchia, nel senso che il mio accredito stampa è meno importante di Mereghetti che scrive sul Corriere della Sera. Quindi dovete sapere che nei festival già c'è una selezione. C'è la Stampa, Repubblica, come si chiama la stampa, quella media, e poi c'era al terzo livello i siti. Ok? L'ho detto, purtroppo la domanda è tosta. Quindi già c'era una sorta di classismo. Ovviamente chi si apre un canale YouTube, non li voglio citare quelli cinema perché sono particolarmente ignoranti, più del calcio, se ne accorgono dentro alle voi. Uno che fa 150.000 visualizzazioni, praticamente quanto tutti i colleghi, se noi prendessimo tutte le rubriche di cinema quella settimana, quindi vale molto di più. Questo era quando ho detto, questa ragazza disse questa cosa, disse ragazzi, lei ha messo il dito nella piaga e noi dobbiamo intervenire per ridare un certo tipo di prestigio, di dignità al settore. Ovviamente questa cosa non fu colta. È chiaro che un professionista ci diceva tanto, quello è un ragazzino, è vero da un punto di vista professionale, ma io per esempio non mi metto con loro, metto a dire sono più bravo eccetera, io parto battuto da loro. A livello professionale in un secondo io capisco che tu non capisci nulla, diciamo, perché confondi il racconto cinematografico con la storia, però a questo punto quella persona è molto più potente, influente, non di me, di 10 colleghi messi insieme di giornali importanti, sposta molto di più di opinione. Questa cosa nel calcio, che se ne parla molto di più, scusa, sono andato oltre i 2 minuti. No, ma si ricollega, è perfetto. Dove se ci sono tot siti là, sono migliaia di più, perché è molto più popolare, è molto più facile, è molto anche più facile che ti vengono a seguire, no? È chiaro che in un mondo dove girano molti soldi, eccetera, l'ha capito prima del sindacato, ha detto no, io devo andare da loro, non li posso snobbare. Poi il perché è no, attenzione, perché se noi così facciamo lo stesso errore che fu fatto a quel convegno, detto invece di ridare credibilità, dignità, professionalità, abbassiamo il livello, detto perché noi avremmo dovuto portare dalla nostra parte, dialogare per loro e capire perché i ragazzi
guardano gli horror, il Trono di Spade e guardano questi youtuber, non mettersi su un piedistallo, essere spocchiosi. Detto, quindi che sia giusto o meno non spetta a me dirlo, ma che sia un processo naturale è normale che sia, perché parliamo di un settore che attira molte persone, e siccome è un settore, quello del calcio, dove girano molti soldi, io furbescamente non mi precludo la possibilità di attingere a quel settore di quei ragazzi che altrimenti non verrebbero da me. Quindi io faccio l'accredito stampa a questo qua, uno scappato di casa, ma questo accredito che mi costa 0 centesimi, è quello più importante, che non sia né fascista, cioè, mi porterà comunque tutto un bacino di visualizzazione che io non otterrei ultramente. Quindi è un calcolo puramente economico, dove la professionalità, l'alzare il livello, Valerio, toglielo proprio di mente, non se ne fottono nulla. È molto inquietante. Scusa se è stato, perché è una dovrebbe tornare, è molto molto inquietante, perché voi dovete guardare qual è che è il vero obiettivo dietro ogni cosa. Il vero obiettivo è come quando nelle liste dei partiti poi mettono determinate persone che sono persone di buona famiglia, non lo sappiamo nessuno, che non verranno mai eletti, oppure che prendono 80 voti, sono quegli 80 voti che servono una lista che tu non prenderesti mai, che a lui non servono niente. Un ragazzo, metti che Valerio viene candidato alla lista Pinco Pallino, cioè non verrà eletto nel consiglio comunale, ma intanto si porta, Valerio forse sì, per la popolarità che ha, esempio sbagliato. È la stessa cosa, cioè la malizia dietro la ragione stessa che c'è per fare una cosa del genere. E qua dovrebbe esserci una levata di scudi, però già non è così, perché già nelle trasmissioni fanno fare le pagelle al TikTok, eccetera. Io credo che andremo in una direzione che non posso prevedere dove ci porterà, però posso dire che non porterà grandi benefici, perché qual è la verità, Valerio? È che io ho un grande senso di responsabilità nei confronti del mestiere delle persone, ed io, se oggi avessi 1 milione di iscritti sul mio canale, a parte dovrei fare molte più cose, ma avevo un senso di responsabilità ancora più maniacale nel linguaggio, in un certo tipo di impostazione, cioè, perché ce l'ho sulle spalle. Quello che io vedo di queste persone, giustamente, che non hai neanche una testata giornalistica, insomma, registrata al tribunale, che non hanno nessun senso di responsabilità, ma solo, ovviamente, tu hai un senso di non solo di vanità, ma di enorme, perché quando tu eri lo scemo della classe e fai un video e dopo mezz'ora che hai fatto quel video, cioè 500.000 di visualizzazioni perché hai rotto i piatti o hai detto vado lì, è ovvio che hai un potere enorme, ti senti un padre eterno, no? Ma ti senti un padre eterno senza avere non solo le competenze professionali, ma anche umane per gestire un potere così grande. Se tu le dai l'accredito stampa, stai dando un accredito stampa a una persona che non ha minimamente il senso di responsabilità, di sapere che dalle sue persone, dalle sue parole, dipendono delle persone. Io, anche se sbaglio delle cose, perché odio vedermi nella telecamera, non vi ho mai detto bugie, non ho mai detto una parolaccia, non ho mai offeso nessuno. Ho detto, se mi sbaglio qualcosa, attenzione, parliamo di numeri, cioè, perché so che se una persona mi ascolta, può anche dire mi sta antipatico, dice cretinate, però sicuramente non l'ho fomentato a un certo tipo di comportamento violento, volgare, superficiale, rancoroso, perché ho questa responsabilità. E io sono preoccupato per questa cosa, perché mettiamo in mano ancora più potere a persone che non hanno questo senso di responsabilità. Sono stato lunghissimo, ma è la domanda più bella di tutti questi anni, non che voglio sminuire, perché è la domanda che riguarda l'oggi, che determina il nostro futuro. Quando ho visto Speed, quel ragazzo ai show Speed, ai palloni d'oro, che faceva il pagliaccio, è veramente l'inizio della fine per me, e lo dico da content creator, che potrebbe essere che bello, mi impegno e poi vengo invitato. Assolutamente no, perché non verranno invitati nessuno di quelli che fanno l'analisi così, ma verranno invitati gli spaccatori di piatti. Io ti racconto una cosa per dire, no? Per alleggerirlo. Quando ho fatto il secondo video, io ho avuto una serie di tradimenti per il video, perché delle persone che avevano promesso delle cose non hanno fatto. Un mio carissimo amico, che è ma è veramente carissimo amico, che è uno scenografo, lui si è diplomato con Fellini, insomma, sta parlando persone di una cultura, vabbè. Mi scrisse un messaggio, è un amico, mi conosce da quando avevo 5-6 anni, quindi gli amici si possono permettere di tutto.
Mi scrisse questo messaggio immediatamente, vide il video, ho detto non farlo mai più, ma non per le parole, ho detto, e mi scrisse non sei sufficientemente personaggio nel web per consentirti una cosa del genere, perché avevo gli occhiali come adesso. Ho detto, poi ne parlammo, ho detto guarda, dal vivo ti conosciamo tutti, pendiamo dalle tue labbra, c'è gente che non legge manco la mail di quello che tu farai, viene a prescindere, ma dal vivo, nel web non ti conosce nessuno, sei nessuno, quindi devi fare la cortesia di essere pettinato. Io poi, capito, il Covid, stavo da solo, non arrivava il microfono, mi si bloccò una spalla, se io dovrei cancellarli tutti. Il punto è che visivamente, capelli come più pazzi del solito, visivamente mi dovevo vergognare, ho detto, sono tutti da cancellare qui, perché effettivamente l'immagine non è un'immagine di una persona professionale curata, lo dico su me stesso, però il linguaggio è consono, il linguaggio, l'approfondimento, c'è qualcosa di interessante, quello sul piano sequenza, è una cosa carina, una piccola lezione di cinema che tu ha gratis, no? Questo è il punto, no? Devi trovare una commistione tra essere anche un po' simpatico. Valerio è perfetto in questo, però parliamo di Valerio. Se Valerio vedesse i video della sua prima settimana, lo faccio, ogni tanto lo faccio, e vedesse quelle di oggi, direbbe non sono la stessa persona. O no? Parliamo, ha avuto una non solo evoluzione professionale più accurata, più approfondita, minimamente forse posso aver contribuito forse un pochino con qualche, insomma, impostazione, ma anche questo, credo, sei tu che puoi rispondere, anche quel senso di responsabilità che certe cose non mi posso proprio più permettere. Senza dubbio, assolutamente. Cioè, da quanto tempo, non solo tu non credo insulti, ma nessuno più entra a insultarti, perché sa che tu non lo insulteresti. Non c'è manco più bisogno del TVB, che fu geniale, no? Per dire, c'è un'evoluzione. Ecco, io mi preoccupo di queste persone che invece l'evoluzione è verso il basso, perché nella vita tu puoi regredire, non c'è la regola che tu migliori. Quindi, siccome tu dai a chi non è più bravo, ma più visualizzazioni, e chi è più... Cioè, Valerio, io spingo per le sue 20.000, vi ho detto, non è un obiettivo, non è una sfida, chiaro, sarà una soddisfazione per lui, ma è una pulce rispetto a determinati personaggi, non lo sto sminuendo. Ma per arrivare a quei numeri, Valerio si dovrebbe sputtanare, scusatemi il termine, a questo punto. Non è una parola, cioè proprio quello il termine giusto, cioè proprio buttare alle ortiche tutto il lavoro fatto in questi 2 anni. Però non viene preso quello più saggio, più bravo, più ponderato, più professionale, no, quello che ha più visualizzazioni. Ma quello che ha più visualizzazioni che cos'ha? Quali sono i suoi contenuti creators? Non dovevano fare questa domanda. Guido, io ti abbraccio e ti saluto. Nicolao dice: come si può interagire con Guido su Argomento Cinema? Solo YouTube o anche altri social? Allora, per ora solo YouTube. Vi do un'informazione, perché tutto ciò che è di male e sbagliato è colpa mia. Il minimo, ma non è una ruffianaggine. Vi ho spiegato, no? C'è questa dicotomia tra una persona che dal vivo, insomma, la mattina ti trovi, insegni, la sera presenti un film. Però Valerio mi rimprovera, ve lo devo dire, e fa bene. E mi è venuta una illuminazione. Innanzitutto ci saranno dei piccoli e spero godibili mini speciali a partire da dicembre, sempre con qualche ospite, con alcuni argomenti. Siccome io non posso replicare quello che faccio dal vivo, scusate, nel senso, queste conversazioni così professionali con tutte queste clip sono lunghe, te le bloccherebbero, mi sono domandato come gratificare anche il popolo del web. Il fatto che non sia stato costante, ed è una mia colpa, non significa che io non ho pensato di ringraziare e valorizzare le persone che sono state così carine. Quindi nel canale mi potete scrivere, io rispondo quasi sempre ai commenti, eccetera. Se dovesse esserci un Guido in tour, io non ho Instagram, lo trovo abbastanza superficiale. Se dovessi aprirmelo, il maestro di Instagram è Valerio, quindi per ora è già difficile YouTube. La cosa carina è che voglio fare degli speciali con degli ospiti. Nei primi 2 speciali ci saranno 2 ragazze con me, che ci hanno detto di sì, ci sarà uno speciale sui costumi, sulla fotografia, quella sull'architettura, faremo, perché Valerio ha detto sì, io contatterò uno speciale sugli stadi nel canale di Valerio, perché è un argomento... Esatto, è un argomento che sta diventando... Dove inviterò un architetto e non facciamo quei disegnini che compaiono sul sito. Quindi
se c'è una deriva che non ci interessa, che va verso una certa ruffianaggine, diciamo là, nel mio piccolo, ma non ho la costanza di Valerio. Valerio va avanti per fatti suoi, benissimo, però ho detto io mi impegno, perché ho questo grillo parlante. Tutti stanno dicendo podcast, ti voglio... Sì, quella cosa me l'hanno detto delle persone, devo imparare, cioè perché forse è anche meno, come posso dire, faticoso per me, che io ci tengo moltissimo, scusa se ti ho risposto, a mettere le foto. Devi sapere che questo video l'Apple forse ha riconosciuto il trailer, me l'ha bloccato, perciò poi non è comparso l'altra settimana, e ho messo le foto. E ho messo il trailer, che poi il trailer che è preso da internet, non è che è una cosa truffaldina, cioè. Però a me piace molto mettervi, ed è una faticaccia, no? Io dico intoccabili, mi vado a prendere quel fotogramma degli intoccabili, tutti gli il presidente, quindi c'è un lavoro anche di ricerca. Permettetemi, io non ho tutti i pupazzetti dietro che ho speso la mia vita in libri a studiare, no? Quindi in realtà il podcast, dove c'è solo la voce, a me costerebbe molta meno fatica e ne farei di più. Mi consulterò col maestro Valerio, che sicuramente, però intanto vi chiedo scusa per la mia poca frequenza, sarò più bravo, e proprio per chiedere perdono mi sono inventato questa idea di fare questi speciali, ma uno di questi speciali sarà gli stadi nel calcio. E che progetto vero possiamo fare? Ci sarà anche Tore, che inviteremo per questo. Io mi preoccupo quando De Laurentiis sia il più bello d'Italia, visto che in Italia gli stadi sono brutti. Se avessi detto il più bello del mondo era un po' esagerato, però ho detto allora sarà veramente bello. Quindi intanto, se volete, iscrivetevi lì. La notte è brutta, ma questo non cancella il fatto che essere tifosi napoletani è bellissimo. Guido Gentile, un abbraccio gigante. E scappo, ragazzi, mi sono reso conto che siamo in ritardo, quindi l'ultima domanda la prendo, domanda felicissima in chiusura: Maldini in dirigenza possibile? La risposta è, attenzione un pochino perché no, non è possibile, è semplicemente impossibile. L'avevo fatta la simulazione. Proprio questo, io l'avevo fatta e le ho prese da tutti i punti di vista, è andata pure peggio di quella che ha dato il Napoli, quindi non ho avuto il coraggio di